non avesse visto la puntata di ieri mattina, dove chi invece l'ha vista ha visto questa donna seduta, queste sono le sue mani. È una persona, come le chiama Mirella, diversamente giovane, di 90 anni. Chi ieri ha preso la corriera ieri mattina è scesa qui a San Biagio ed è venuta a chiedermi aiuto. Stavo per entrare in trasmissione e non riuscivo neppure a capire cosa stesse succedendo, perché lei mi ha messo le braccia al collo e si è messa a piangere. Io l'ho fatta accomodare in questo studio, dove voi adesso vedete le sue mani, le mani, come ha detto Rinaldo ieri mattina, di chi ha lavorato, di chi ha sofferto, mani molto nodose, rugose. Un aiuto, ma soprattutto non un aiuto economico, un ascolto per questa donna molto provata, con una famiglia che lei dice che non l'ascolta, ha bussato a varie porte, secondo lei hanno anche delle volte malamente cacciata, così dice lei. Sapete che la Mirella la verità poi non sta solo da una parte, sta da tutte e due le parti, però io penso che sia stato doveroso da parte mia ascoltare questo volto, guardarlo, sentire le sue parole e dare conforto. Siccome io sono accompagnata da un angelo sempre e comunque, tutti i giorni, questo angelo era nella mia spalla anche ieri e fatalità avevo un prete veramente molto buono che voi conoscete, il quale, e non voglio far pubblicità neanche al prete, non è giusto e non devo far pubblicità a nessuno, neppure a lei, poveretta, infatti non l'ho fatta vedere, non ho detto il suo nome, non ho detto niente, che poi l'ha riaccompagnata a casa con la mia premura di dire: capisci un po' cosa sta succedendo a questa nonna, a questa mamma, a questa donna che cerca un ascolto. E lei voleva un ascolto per vedere cosa c'è che non va. Capite che siamo sotto Natale, ma non basta. Ieri poi, vedrete nella seconda parte, è successo un altro fatto grave di un'amica, una persona che mi ha chiamato dicendo: vieni subito Mirella, perché c'è un'altra storia incredibile. E abbiamo cercato di risolvere anche quella. Io mi sono precipitata e in effetti la situazione era molto grave, ma ve la racconterò nella seconda parte, anche perché ci sarà questa telefonata di questa cittadina trevigiana dove non sapeva a chi rivolgersi e ha chiamato Mirella. Ma non è perché chiamano Mirella. Il problema è che queste cose non dovrebbero succedere, con tutto il supporto che si dice che c'è, che non fanno mancare niente a nessuno, che ci sono punti di ascolto. No, non è vero, non ci sono. Le famiglie, le persone non sanno a chi rivolgersi, tanti centralini occupati, nessuno risponde o arriverò, chissà quando, chissà come. Invece queste persone hanno bisogno di aiuto immediato. Io ringrazio due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Marco Torresan, Apis Padova, che voi già conoscete, che lui è una persona che si dà molto da fare per gli altri, nonostante questa malattia che lo accompagna, ma la vive in modo sereno, in modo grintoso. Io faccio parte della comunità, qual è il problema? Si fa tutto. Ma voglio ringraziare anche la dottoressa Serena Banzato, psicologa. Grazie dottoressa Banzato, che questa mattina ho proprio bisogno di lei, guardi, come non mai. Vede questo angelo che mi fa avere anche gli ospiti al momento giusto, nel posto giusto, no? Perché veramente è una cosa grande questa, perché non è che ho sempre queste figure importanti. Partirei proprio da lei, dottoressa Banzato. Ma è possibile? Nel grande ex ricco nord-est, dove tutti si riempiono la bocca, nessuno è solo, ci mancherebbe, siamo tutti numeri di telefono, tavoli, e poi alla fine arriva questa persona di 90 anni da sola, lucidissima, dottoressa, le posso assicurare una memoria di ferro. E poi la seconda parte, questo uomo, secondo lui, abbandonato ma in stato pietoso. Prego, dottoressa Banzato, guardi che le ho raccontato proprio quello che è successo ieri. Solo ieri.
Salve Mirella, intanto grazie mille per questo invito, per me è sempre un piacere esserci e partecipare. Sembra incredibile, però nell'epoca dei social, nell'epoca di tutti questi strumenti per ascoltarci, collegarci, in realtà forse è proprio anche tramite questi strumenti che abbiamo creato ancora più solitudine. C'è tanta solitudine nei giovani, ma c'è anche tanta solitudine nei diversi giovani, appunto, come diceva lei, quindi anche nelle persone più anziane. E purtroppo al giorno d'oggi è proprio così, purtroppo è possibile, ma credo che nasca anche dal fatto che nelle piccole cose perdiamo il contatto umano anche con il nostro stesso vicino. Viviamo la nostra vita autoreferenziali, cioè pensiamo soltanto alla nostra vita, ci dimentichiamo di suonare al nostro vicino per chiedere come sta, per bere un caffè insieme, e questo alla fine rende proprio rende la solitudine radicata. Sentiamo anche cosa ne pensa Marco Torresan, questo ascolto che anche tu hai detto hai fatto fatica a far capire l'importanza di essere ascoltato e di vederti anche con altri occhi. Ecco, però ci sei riuscito, hai creato anche un'associazione, prego. Allora, tanto grazie che mi avete invitato qui in trasmissione. Con la nostra associazione dopo anni abbiamo un psicologo in associazione. È venuto già 2 volte e per noi è importantissima. Spieghiamo chi sei e qual è la patologia che stai combattendo. Allora, la nostra associazione è l'Associazione Padovana Incontinenti Stomizzati, è tratta a livello provinciale di Padova e anche zone limitrofe qua, pazienti che hanno stomie o incontinenza fecale urinaria, e collaboriamo con i vari centri di incontinenza in Regione Veneto. La nostra associazione, oltre a 10.000 attività che fa l'attività di gruppo automutuo aiuto tra familiari, pazienti e amici. Perché? Perché l'abbiamo creato. Prima cosa, tra di noi siamo tutti uguali nello stesso tavolo, ci guardiamo negli occhi e si parla di problemi quotidiani che abbiamo avuto o che abbiamo o che avremo dopo l'intervento o dopo la diagnosi di malattia. Perché è giusto che chi viene ai gruppi deve essere ascoltato e dobbiamo dare notizie certe di cosa va incontro questo paziente. Perché? Perché le istituzioni territoriali non danno risposte. E non danno risposte, ti dicono sì va tutto bene, invece non va bene. Perché il problema è dopo la dimissione dell'ospedale. Cos'è che fa uno? Si trova una barriera di 10.000 idee per la testa, problemi vari, pensieri belli o brutti. Le associazioni di pazienti servono a questo, a filtrare le idee, i brutti pensieri, e la brutta qualità di vita e renderla migliore. Perché? Perché anche noi abbiamo vissuto un brutto periodo, non piacevolissimo, barriere tra lavoro, istituzioni, cosa, e noi dobbiamo rompere i muri su questa faccenda. Perché? Perché le persone vanno ascoltate ed aiutate, e avere anche un psicologo in associazione è un valore aggiunto. Non l'abbiamo cercato qualunque, ma abbiamo cercato un psicologo che sa della nostra malattia, della nostra patologia. Io devo ringraziare l'Urologia di Padova che ce l'ha mandato come fosse una manna dal cielo, e con lui e con loro si collabora a fare delle attività nuove nel territorio. Abbiamo in linea Rinaldo, vai Rinaldo. Rinaldo? Allora dottoressa, in attesa che Rinaldo si colleghi, perché sono sicura che è davanti alla televisione e non ha sentito che l'ho chiamato. Allora, intanto che si collega Rinaldo, vorrei sentire anche quanto è importante anche per lei sentire questo uomo, questo giovane uomo, Marco Torresan, che dice l'importanza della sua professione. Ognuno deve avere la sua competenza, perché questo, però il problema è la difficoltà anche di chiedere, di vergognarsi. Sembra come che avere un problema sia una vergogna. Prego, dottoressa. Nel mio quotidiano, quando le persone bussano al mio studio, arrivano con un senso di frustrazione. La frase che sento più comune è:
dottoressa, pensavo di farcela da solo. In realtà nessuno può farcela da solo, neanche i professionisti, abbiamo tutti bisogno di aiuto, tutti bisogno di rete, ed è bellissimo che ci siano anche dei pazienti che io stessa ho avuto una storia di malattia, ho una disabilità, ed è importantissimo, come diceva Marco Torresan, parlare, conoscere, far conoscere anche le nostre patologie, in maniera tale che ci sia il più possibile una vera inclusione, una vera conoscenza. Mi sono segnata infatti anche di questa associazione perché ho proprio una paziente che soffre di una patologia che sono sicura che rientra in questa associazione, e volevo infatti mettere in contatto Marco Torresan con questa mia paziente, perché ha proprio bisogno di non sentirsi sola e non pensare che il suo problema sia unico, come invece lo sta vivendo e come a volte noi viviamo le nostre sofferenze. Pensiamo che soltanto noi stiamo vivendo questa situazione proprio perché non si parla, proprio perché si vive questo stigma, questa idea che la mia fragilità è una debolezza, quando invece appunto se riuscissimo ad aprirci un po', a confrontarci, ci fosse questo tipo di ascolto veramente umano, scopriremo che tutte le nostre storie sono fatte di battaglie, ognuno di noi ha una storia da sopravvissuto e sta combattendo qualcosa, quindi dovremmo sviluppare un ascolto, una gentilezza, un rispetto della vita degli altri che purtroppo a volte manca. Dottoressa, però quello che manca, a mio avviso, e assieme anche a Marco, ad altre associazioni stiamo combattendo, è questa solitudine delle associazioni, anche voluta da molti. Non si fa rete, non si fa squadra, si cerca di fare il campanile sempre più alto per dire io sono il migliore di tutti, curo il mio orticello e non ne può importare di meno dell'orticello degli altri. E questo ci divide, non ci fa conoscere, le persone non sanno a chi rivolgersi perché neppure i medici di famiglia, come è stato detto qui in trasmissione, hanno l'elenco delle associazioni dove rivolgersi per i loro pazienti in caso di bisogno. L'ha detto lei stessa adesso, io ho questa persona, però lei non sapeva dell'associazione di Marco, no, e di altre associazioni. Pensate, allora ci riempiamo la bocca di 7.500 associazioni di volontariato e poi non ci conosciamo tra di noi. I medici di famiglia non hanno l'elenco che dovrebbe essere nelle farmacie, dovrebbe essere nei supermercati, perché non tutti riescono a gestire l'online. Ci vuole anche il cartaceo per una certa età. Ma perché è così difficile, ecco, fare questo? Dottoressa, perché la politica non interviene e va a vedere chi è e chi fa cosa? Perché, come lo dico tutte le mattine, se tutti facciamo tutti, poi troviamo l'anziana come ieri, la persona, la cittadina che chiama Mirella e non sa a chi rivolgersi, come l'ha detto lei, poi sentiremo anche dalla telefonata nella seconda parte. Chi è che divide secondo lei, dottoressa? Perché noi ci siamo e vorremmo anche essere di aiuto. Allora mettono davanti la privacy. Ecco, i servizi sociali mettono davanti la privacy. Noi non possiamo darvi il nome e cognome perché c'è la privacy, non siete familiari. Ma è un aiuto? Ma stiamo scherzando? Chi è che dovrebbe intervenire? Perché io leggo sempre in questi giorni leggi di bilancio, sempre soldi, ma delle volte non servono neppure i soldi, perché abbiamo la possibilità di operare nel territorio gratuitamente, esatto, con i volontari. Prego, dottoressa. È una domanda difficilissima a cui rispondere, perché ovviamente ci sono delle mancanze su più fronti. Quello che posso dire personalmente, oltre al fatto politico, che non entro in merito perché sennò apriamo veramente un vaso di Pandora, credo che la cosa importante sia che ognuno di noi nel nostro piccolo faccia il suo. Quindi trasmissione come questa, informazione, le associazioni che vanno in piazza si fanno conoscere, i professionisti che hanno voglia di creare questo elenco. Io faccio il più possibile nel mio piccolo una rete intorno a me che va in realtà a spaziare in tutta Italia con professionisti appunto e con associazioni diverse. Adesso aggiungo anche questa che ho conosciuto oggi e purtroppo è vero, non la conoscevo, però credo che la curiosità, la voglia di conoscere, nel momento in cui entriamo a contatto con una storia di dolore, anche se non siamo dei professionisti, lì dobbiamo attivarci nel nostro piccolo, iniziare a disturbare, mandare email,
telefonare, il cartaceo, andare a cercare nel territorio di aiuti. Io contatto i sindaci, contatto il comune, vado a esplorare associazioni, ovviamente prima intorno alla persona, ma dopo appunto ci possiamo spaziare. Quindi il perché ci sia questo blocco credo che sia dovuto un pochino a quello che dicevo all'inizio, che stiamo diventando tutti un po' curiamo il nostro orticello. Finché una storia non ci tocca da vicino ci disinteressiamo, e non è questa in realtà la strada giusta. La strada giusta è il più possibile fare rete, farsi conoscere in tutte le nostre capacità, quindi ogni associazione appunto il più possibile farsi conoscere, ma così anche noi andare in piazza e magari sostenere anche queste associazioni, invece di andare a prendere un regalo di quelli insomma da negozio. Andiamo a prendere il calendario dell'associazione, il panettone dell'associazione, andiamo a sostenerle queste associazioni, anche se riguarda un argomento che in quel momento non ci tocca, ma in realtà non dobbiamo ragionare così. Ci deve toccare, ci deve interessare, al di là del fatto che magari non è una problematica che conosciamo, anzi, bene, attiviamo la curiosità. Quindi il problema io l'ho vissuto anche nella mia malattia, ogni professionista faceva il suo, quindi io ho avuto una malattia di un'infezione mortale e ogni professionista faceva il suo e basta, non si parlava. Invece io quando ho davanti una persona, io e altri miei colleghi, nel senso che bisogna cercare il più possibile di sensibilizzare in questa versione, in questa strada, nel momento in cui mi rendo conto che il mio lavoro ha un limite, perché bisogna fare rete con i familiari, con le scuole, col territorio, con gli altri professionisti, con le associazioni. Non possiamo aiutare singolarmente, cioè nessuno di noi ha questo potere, ma insieme sì. E questo è il messaggio che dobbiamo passare. Vede però, e se lo iniziamo a fare nel nostro Banzato, piccolo... il problema non siamo noi, dottoressa, c'è qualcuno che fa il mestiere che dovrebbe fare, che sono quelli che ricoprono dei ruoli importanti, che sono a capo anche dell'associazionismo, che invece di avere la loro visibilità dovrebbero fare la visibilità delle associazioni, far incontrare le associazioni, sì, organizzare degli eventi, dei dialoghi assieme alle associazioni. Non può essere, come l'ho detto tutte le mattine, lo dico e l'ho detto anche ieri mattina, che solo se fai parte di cerchi politici magici o perché hai la conoscenza fai parte di certi tavoli. Con Marco abbiamo creato queste associazioni, abbracciano le associazioni, perché ero stanca di sentire qui seduto dove è seduto Marco, seduti dove siede Marco, associazioni che non partecipano mai a nessun tavolo, che non sanno. Vero. Ma dovete iscrivervi, ma perché mi devo iscrivere sempre a qualcosa che sono già iscritta? Certo. Perché se ho creato l'associazione sono già iscritta, cioè perché mi devo iscrivere chissà quante volte? E poi i numeri, dottoressa, io ho provato con un'associazione che aveva pochi numeri ma molto preparata a sedersi a un tavolo regionale e no, perché non riuscivamo ad arrivare a 10 con questa associazione. Ma io ho detto, ma scusate, conta la preparazione o il numero? Ma cosa c'entra se uno ha 7 e uno ha 10, cioè il 10 può sedere, il 7 no? Ma capisci che guardano i numeri, non guardano la preparazione, la competitività, quella che ha voglia anche di reagire, di fare, che magari vale più quella che ha 3 persone invece che quella ne ha 20 o 30 o 40. Guardano i numeri, dottoressa. È vero. E questa associazione non è riuscita a sedersi perché la burocrazia dice questo, perché la legge dice questo. Ma le sembra che così andiamo avanti ad aiutare le persone? Prego, dottoressa. Direi proprio di no, io sono completamente in linea con questa denuncia ed effettivamente è proprio questo che dobbiamo denunciare, questo che dobbiamo cambiare. Io delle volte, anche in maniera molto semplice, mi trovo a combattere con anche medici di base che si rifiutano di fare un certificato di malattia perché la persona in quel momento sta vivendo uno stato psicologico di difficoltà, quindi magari non riesce a continuare il suo lavoro e le sue mansioni lavorative, e mi ritrovo a volte a combattere ancora sul fatto che, non essendo una gamba rotta, un'influenza, può andare al lavoro quando magari c'è tutto un vissuto emotivo di difficoltà. Quindi se già
a questo livello facciamo fatica a connetterci con la difficoltà delle persone. Immagino la fatica anche delle associazioni di portare il disagio, ma chi se ne frega dei numeri, cioè basta anche solo uno. Io mi ricordo anche quando abbiamo fatto alcune missioni, io per tanti anni ho fatto la volontaria di strada, abbiamo fatto una fatica incredibile a fare una missione di strada a Verona e siamo riusciti a salvare una persona che era in overdose, una difficoltà incredibile, che adesso si è rifatto una vita, dei figli eccetera, e mi ricordo che è uscito un articolo sul giornale dicendo che è stata fallimentare quella missione perché ne abbiamo salvato solo uno. E allora se guardiamo i numeri, se non riusciamo a capire veramente quanta fatica c'è e quanto abbiamo bisogno di partire anche da numeri bassi, ma che non sono quelli le cose da guardare, è da guardare e da sensibilizzare, come dicevamo prima, non ha senso proprio questa non conoscenza e questa non collaborazione che porta veramente a un disagio. E poi è un po' come l'università, un sacco di indirizzi che però non si capisce più niente chi fa cosa, a cosa servono, e le persone si ritrovano confuse e alla fine più confusione c'è e più solitudine la persona sente. Sentiamo come commenta Marco Torresan. Beh, io condivido i pensieri che dice la dottoressa. È vero che quando si va ai tavoli regionali contano i numeri che hanno le associazioni, gli associati. Io partecipo a un tavolo in Azienda Zero dove io sono una piccolissima associazione. Solo di faccia siamo entrati in questo tavolo e là ci sono le piccolissime associazioni e le grandi associazioni. Però si vedono le differenze. Le grandi associazioni dettano legge nel territorio e cose, le piccole fanno fatica. Però le piccole danno risposte certe, perché il numero di telefono c'è, i volontari rispondono sempre, rispondono alle esigenze del paziente o del territorio. Noi andiamo per il territorio a parlare ai sindaci, vice sindaci, comuni, assistenti sociali eccetera, perché il nostro problema dell'incontinenza è nascosto e lo vogliamo renderlo alla luce del sole, perché è una malattia invisibile, perché si nasconde sotto i pantaloni purtroppo, e ti dicono te non sei disabile, invalido, quel che è. Però noi l'invalidità ce l'abbiamo, perché quando abbiamo i pantaloni bagnati dobbiamo andare a casa a cambiarci, perché sappiamo un certo odore. Purtroppo è così, la nostra malattia è così. Però tanta gente non lo capisce. Invece solo di farcela, banchetti informativi, cosa, dobbiamo riuscire a essere nel territorio e non solo con la nostra associazione, ma con tutte le associazioni. No, ma tu hai detto una cosa, i tavoli regionali, tu sei un tavolo regionale. Sì. Come mai questa associazione non è riuscita a entrare al tavolo regionale perché non aveva i numeri? Quale tavolo o quale commissione fai parte? Allora, noi facciamo parte delle associazioni sanitarie dei pazienti in Azienda Zero. Sono usciti i bandi regionali. Noi ci siamo iscritti a un bando regionale. Per puro caso siamo entrati nel bando. Con le altre associazioni abbiamo fatto 2 volte le votazioni e siamo entrati. Io davo che neanche... Quanti soci hai tu? Una settantina. Ah, ma vedi allora che adesso una settantina. Ma quando sei partito? Eravamo 20 soci. Ma vedi che allora ho ragione io, se non superi il numero 10, se non arrivi a 10 non fai parte, perché bisogna anche chiarire, perché sembrava no che non si poteva entrare, invece il bando dice da 10 no, su... superiore alle 9 persone. 10 sono sicura, perché proprio, anzi ho coinvolto anche un consigliere regionale importante e purtroppo è così e questo fa molto male, dottoressa. Non si va avanti, si torna indietro. Abbiamo in linea, chi abbiamo in linea? Pronto? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ah, si arriva Rinaldo, ciao. Ciao, che mezz'ora, non si sente, non si sente. Saluto Marco volentieri, mi fa piacere rivederlo, vabbè. E dopo cosa dire di queste persone che si dà da fare per aiutare gli altri, ma se non devo parlare delle robe che e dovrebbe essere per legge queste robe che qua. Questi aiutano la gente, non si fa giusto loro personalmente, gli danno una mano e la gente a vivere i suoi problemi. Caro Marco, ricordi, la vita si lunga e su 100 anni 90-80
problemi ne avremo tutti quanti, Sì, è perché vero. i problemi più avanti che arriva con gli anni e più si accumula. Dunque non ti ha nessuno da vergognarsi della patologia che ha, perché il male capita a tutti, e il male non dobbiamo comprarlo al supermercato, e ne capita. Mia cura stavo bene, domani viene fuori una malora, che non vuole che basta anche a me, non gravi però, ma bisogna anche darsi una spinta, cercare di venire fuori, buttarle in valse, perché non è detto che uno che è incontinente e gabbia, perché mi pisa addosso, e ora cosa vuol dire? Ne cambio, è finito. Cosa che è il rispetto degli altri anche, perché quando che uno ha una certa maestria bisogna dargli una mano, bisogna incoraggiarlo, non a farlo solo. È vero. Ecco, tutto qua. E la politica, non so, non mi cerca della politica, e la politica fa quello che vuole. Mi quello mi dà fastidio adesso, i politici che cappano 100.000 euro l'anno, che fa gli auguri alla povera gente, dice 10 milioni di poveri, che auguri vuoi fare? Io da vergognarsi a fare gli auguri, io da 3 euro in più di pensione e chi mi fa gli auguri? Ma vergognate, questo che bisogna aiutarli e la gente che ha bisogno aiutarla concretamente e non con la bocca, con i fatti. Grazie caro Ciao, Rinaldo, Mirella, e grazie, andiamo buon avanti, grazie per le parole che hai detto, sono anche il supporto sia a Marco che alla dottoressa. Il problema però, vede dottoressa, è che si parla ma bisogna agire, bisogna aiutare, solo agendo può aiutare, le parole siamo stanchi di parole, bisogna agire, bisogna fare, ma non c'è la volontà. Ecco, vediamo anche in questi giorni l'attenzione dov'è? Su fatti che veramente le persone non è che interessino più di tanto, cioè i problemi del paese sono altri, sono problemi che devono ritrovare risposta subito. E dove sono? Nei sindaci, sono gli unici dove le persone riescono a trovare un po' di supporto, ma i servizi sociali non funzionano. Dopo quello che è successo ieri direi proprio di no, perché non è possibile trovare questi problemi a una persona diversamente giovane, indipendentemente del suo stato, in che maniera vive. Se una persona è in difficoltà va aiutata, appunto. La persona in difficoltà non deve avere colore, non deve avere età, non deve avere niente, deve essere solo aiutata. Ecco, questo è il ruolo che noi dobbiamo fare, non guardare chi è, da dove viene, Esatto. il perché, come mai si è ridotto così. Se in quel momento lo vedi che ha bisogno, lo aiuti. Questo è quello che si deve fare. Non puoi aspettare di dire no, manda la lettera, chiama, collegati. Cioè queste persone non ce la faranno. Rinaldo ha detto una cosa, ha detto ecco tutti noi dobbiamo fare, ma c'è chi è fragile e non riesce. Esatto. Ma stiamo scherzando? Allora Certo. cosa facciamo a quelle fragilità che non riescono a superare questa asticella per respirare? Dottoressa? No, sono completamente in linea con questa visione, perché purtroppo parliamo tanto di omissioni di soccorso per quanto riguarda il corpo, no? Se c'è un incidente, se tu tiri dritto davanti a un incidente è omissione di soccorso, sì, ma queste sono missioni di soccorso, questo tappare gli occhi davanti alle difficoltà, questo confondere la gente anche dal punto di vista appunto televisivo, portando tutt'altre notizie, discutendo tantissimo su problemi che come stiamo dicendo anche qua, non sono quelli che ci interessano, non sono quelli che veramente puntano al benessere delle persone, non andiamo da nessuna parte. Quindi in realtà per me è un'omissione di soccorso, come è un'omissione di soccorso non avere lo psicologo di base. Cioè io ho tantissime persone che hanno bisogno di un aiuto psicologico e non hanno le possibilità per mantenersi una terapia privata. Nello stesso tempo però noi privatisti, cioè noi professionisti, come facciamo a vivere se non siamo sostenuti? Quindi c'è tutto un meccanismo dove anche i professionisti possono fino a un certo punto mettersi in gioco e lavorare dal punto di vista pro bono, ma non è corretto neanche questo. Quindi dovremmo proprio
prendere in mano il concetto di benessere a tutto tondo e renderlo la priorità del nostro paese, la priorità, le persone al centro, e purtroppo siamo molto lontani da questa cosa, perché come dicevamo anche poco fa, se una persona riesce a esternare la richiesta di aiuto, e già questo è un passo importante, quindi si supera la vergogna, supera la paura, chiede aiuto, e dopo c'è tutto un meccanismo di richieste, email, passaggi, per poi non arrivare a capire chi può aiutarlo. Abbiamo Rino poi da alla Rovigo, fine... poi continuiamo. Vai Rino. Ciao, sto ascoltando la dottoressa e sto ascoltando ospite Marco. Marco, lo sto ascoltando, è una degna persona perché mi mette i suoi panni, non si deve vergognare. Uno si deve vergognare solo quando uno fa del male, no per quelle cose lì. Io ho avuto anch'io dei problemi al braccio e ho appena finito, e anzi lo ammiro come persona, lo sto guardando in televisione, è una persona da ammirare. Ho ascoltato la dottoressa e come quando vedo un incidente sul corso stradale è una bella cosa, perché ne ho fatti anch'io, ho aiutato anch'io. Purtroppo anche noi qua a Rovigo siamo in lutto di una ragazza che hanno ucciso sull'autostrada, una mia collega non l'ha vista, un autista non l'ha vista purtroppo. Siamo proprio dispiaciuti perché la conoscevo il papà che era a Rovigo. Perché si corre per le strade? Che fretta c'è? Si arriva lo stesso per la strada, a casa ci arriva. Io vedo che vado in giro per fare il lavoro, a fare i traslochi, vedo che la gente, i camionisti sorpassano che non devono sorpassare. La vita, adesso siamo a Natale, ci facciamo vedere che tutti spandono regali grandi. Cosa serve sta cosa? Bisogna aiutare anche a 10, 15, anche 5 euro una persona che ha bisogno. Mirella, ti ringrazio, buona domenica. Grazie buon Santo caro Rino, Natale. hai fatto bene a ricordare questo fatto, uno dei tanti fatti incresciosi. Però guardate che non ne andiamo fuori, e io tutti i giorni sono sulla strada, voi lo sapete, e quello che vedo è inaudito, cioè non è possibile non rispettare minimamente la segnaletica. Anche questa mattina non era ancora chiaro, tutti i fari spenti, niente frezza, si corre, ma quando finiremo di correre veramente e capiamo veramente che siamo seduti all'interno di una bomba che è la macchina? Ma vogliamo capire che anche a 50 all'ora puoi farti male, questi corrono a 80, 90, doppia linea continua, chi se ne frega, curva. Dottoressa, perché ormai l'abbiamo detto in tutte le lingue, lei mi sembra abbia perso anche questa collega cara. Prego dottoressa, sì. Ma cosa c'è che non va nei cervelli? Perché questi sono mica matti, sono persone normali che escono da casa e si fanno le proprie regole. Tanto qual è il problema? Prego dottoressa. Beh, infatti anch'io sono in lutto per questa giovanissima ragazza che era appunto anche lei psicologa, e siamo tutti noi ordini degli psicologi in lutto per questa terribile abbracciamo la famiglia, tragedia. Ecco, tutti noi abbracciamo la famiglia. Infatti quando in questi giorni sto facendo dei convegni eccetera, c'è sempre un minuto di silenzio per lei. Io credo proprio che sia, purtroppo stiamo mancando di responsabilità. Noi abbiamo una parte del nostro cervello che si dice memoria procedurale, cioè tantissime cose della nostra vita sono col pilota automatico, le facciamo così, come le procedure del caffè alla mattina quando partiamo, facciamo così. Anche nella guida, non nei primi giorni quando stiamo imparando, perché lì ci mettiamo attenzione, abbiamo paura. Poi però cosa succede? Che il guidare diventa una procedura, un pilota automatico, e va bene perché da un certo punto di vista non è che ogni volta devo ripassare tutte le regole, ma il rischio è quello di essere troppo sicuri, di perdere il senso di responsabilità. Nel momento in cui noi saliamo in macchina possiamo essere degli omicidi o dei suicidi. Questo dovremmo dircelo ogni volta che mettiamo la chiave dentro alla macchina.
e quindi rompere il pilota automatico della nostra testa. E delle volte arriviamo su un posto e non sappiamo neanche, sono stati fatti degli studi, arriviamo su un posto e non sappiamo neanche come ci siamo arrivati. Così, se chiediamo alle persone, ma hai visto che davanti a te c'era un furgoncino rosso? Mi scusi, dottoressa, però no. non mi sembra che in altri paesi ci sia questo problema. Per carità, gli incidenti succedono in tutto il mondo, ma non c'è la mancanza di rispetto per la segnaletica. Cioè, culturalmente sono diversi, siamo noi, dottoressa, è inutile che ce la giriamo. Ma anche i turisti, allora ecco qua che passano il cerino, anche i turisti quando vengono in Italia si comportano male alla guida. Tu guarda intanto quello che fai tu invece di guardare il turista e guarda cos'è il comportamento che fai e quello che abbiamo noi. Siamo così, dottoressa, non vorrà mica dirmi che non ne parliamo di incidenti stradali, di omicidi stradali, di buone regole. Non possono dire che non lo sanno quando escono dalla mattina, se ne fregano, allora, questa è la parola. Tanto a me non capita, anche se capita a me qual è il problema, tanto anche se uccido 2 persone, come abbiamo visto recentemente le sentenze, 7 anni, ubriaco alla guida, scappato, ne ha ucciso 2, dottoressa, 7 anni, se ne farà 3-4, saranno anche tanti perché c'è la buona condotta, tutte queste cose. Ma la gente a casa, io mi domando, ma ci rendiamo conto che siamo tutti colpevoli, perché la maggioranza è così, e l'incidente può capitare dietro l'angolo. Marco, come vedi tu anche quando sei sulla strada? Beh, la gente corre come forse in pista di Formula 1 e a volte è pericoloso. Anche io che giro tanti centri cittadini, prima cosa già i pedoni che attraversano delle strisce pedonali, anche se hanno ragione, non guardano se passano le auto. È già questo qua, allora uno deve inchiodare di colpo. Fermo. Allora, la legge è chiara. Sì. Se tu vedi un pedone. No, è una persona, non un pedone. Sì, una persona ferma davanti alle strisce pedonali, ferma. Sì. Non è che deve passare, ferma, là. Tu devi fermarti. Esatto. Non devi aspettare che lei tu devi fermarti. Questa è la legge. Inutile che andiamo in cerca, ma si è buttato, perché siamo abituati ad arrivare sulle strisce pedonali davanti. Esatto. Sopra le strisce pedonali. Voi guardate dove si fermano le macchine nei passaggi pedonali. Lascia perdere, ma mi butto o non mi butto. Tu devi fermarti anche se la persona è ferma. Sbaglio, dottoressa? No, assolutamente. Bisogna. E allora io credo che ci sia manca un'educazione stradale, che va fatta fin da piccoli. Quindi questo manca, però il problema è che se non siamo noi di buon esempio ai nostri figli, questa cosa non si romperà mai. Quindi dobbiamo partire da un'educazione stradale in noi e poi anche fin da piccolini nelle scuole, perché a volte i bambini sono più bravi di noi. Certo, sì, vero. L'ho detto, dottoressa, la scorsa settimana, questa che stavo vedendo al lavoro, c'era il papà sulle strisce pedonali, il bambino piccolissimo di 4 anni, ecco, questo palo di uomo attraversa, io sono ferma, via dritto, il bambino, dottoressa, mi ha ringraziato, ha alzato la manina, era dietro il papà e mi ha ringraziato, questo piccolino, ha capito come siamo? Ha capito? Il bambino, come dice lei, bambini, gli hanno insegnato, è il papà davanti, passato via dritto, chi se ne frega, è il bambino piccolissimo che ha ringraziato con la manina. È stato veramente commovente, noi non siamo abituati. No, ecco, i bambini devono insegnare pubblicità. Anche 2 pensierini, così, visto che abbiamo anche la psicologa, cosa ne pensa di queste lettere che arrivano, questi biglietti di Natale che arrivano al Banco Solidale. Aspetta, perché questo non si apre incollato, andiamo prima con questo. Eccolo qua. Allora, cara Mirella, perché loro scrivono a Mirella, ma per i volontari. Cara Mirella, ringrazio infinitamente di tutto il bene che ci fai. Grazie di tutto cuore, sei una grande. Un augurio di un sereno Natale e felice anno nuovo. E ha fatto l'alberello di Natale. Ne leggiamo un altro. Sono biglietti veramente speciali. Eccolo qua. Cara Mirella, le cose che porto
che porto sono molto belle e piacciono anche ai miei figli. Dio ti benedirà per quello che stai facendo per noi. Signora Mirella, hai un cuore puro, anche il cibo che cuciniamo, perché mi piace molto. Signora Mirella, siamo noi, Marco, Angela e Giulio, che ti vogliamo molto bene. Qualche giorno potremo venire anche noi ad aiutarti. Ci ricordiamo anche quando suo marito ci ha aiutato. Grazie mille, ti vogliamo molto bene. Saluta tuo marito per noi. Guardate che carini che sono. Ne leggiamo un altro perché sennò a Pasqua leggo ancora i biglietti di Natale. Ancora grazie per l'aiuto che mi date in questi tristi periodi. Di buon Natale a tutti voi. Allora, dottoressa, cosa ne pensano di queste persone che mettono su foglio, su carta, ecco il cartaceo, il famoso bigliettino di Natale, sono tutti bellissimi. Guardi, dottoressa, io li faccio vedere e ho rispetto per questi biglietti, li leggo. Vedo che ha il suo bimbo o bimba bellissimo, come si chiama? Sì. Lui è Santiago e dopo c'è anche Caro, l'altro, che bello. però io sono a casa con tutti e due i bambini. Ciao Santiago, bellissimo. Guarda amore che ti salutano. Ciao. Eccolo qua. Ma quanto bello sei! Ma sei bellissimo! No, Complimenti, non volevo rinunciare a questo mamma. collegamento, Allora, ma io sono anche facciamo i mamma e complimenti. quindi ecco, grazie. Volevo esserci stamattina per voi, però sono anche mamma, quindi devo fare un po' tutto. È bellissimo, questi bigliettini sono bellissimi. Uno perché abbiamo un po' perso anche questa cosa, no? Con tutte queste email, con tutto questo, questi messaggini abbiamo perso il senso dello scrivere. A me piace tanto ed è un'altra cosa la calligrafia, il bigliettino scelto, quindi c'è proprio un pensare all'altra persona. E poi mi ha colpito molto nel bigliettino in questi tristi giorni di Natale. Questa idea che a Natale siamo tutti più buoni, il Natale è un periodo magico per tutti, non è vero. Ci sono tante persone che invece a Natale sentono ancora di più le mancanze, sentono ancora di più la solitudine ed è qui che dobbiamo ancora più sintonizzarci, iniziare un pochino ad aprire i nostri occhi, perché ci sono, le possiamo notare queste persone che magari hanno bisogno, proprio perché abbiamo anche dei giorni di vacanza, magari un caffè con quella vicina che non esce mai, un invito ad andare a fare una passeggiata fuori, andare a messa insieme, fare sintonizzarci, li possiamo notare se iniziamo ad alzare lo sguardo, non pensare soltanto alle nostre piccole giornate, solo alla nostra famiglia, al nostro benessere. Quindi sono bigliettini bellissimi, credo che facciano piacere anche a tutti voi perché avete veramente un compito specialissimo e importantissimo che è quello di arrivare nelle case delle persone e farli sentire meno soli, ascoltati e avere un'attenzione che a volte non trovano intorno a loro. Vede anche, dottoressa, quello che mi commuove è che noi abbiamo delle regole ferree al Banco Solidale, cioè io ti do, però esigo anche il rispetto per il banco. Il rispetto è anche imparare la lingua se non la sai. E questi sono biglietti certo. dove capite che queste persone hanno capito l'importanza di imparare anche la lingua, ecco, per avere del buon cibo, per farsi capire, per fare meno fatica anche a dialogare e si sono applicate e vanno premiate, ecco, perché questa è la dimostrazione. Assolutamente, è vero. Questa è la dimostrazione che non sono tutti delinquenti, banditi e stupratori, sono anche queste famiglie che hanno bambini bellissimi come Santiago, educatissimi, che non chiedono mai niente. Ecco, che non sappiamo neanche se ci sono, delle volte vado a vedere, ma c'è o non c'è il tuo bambino? Perché non lo sento, cioè veramente c'è un... Ma come mai questi bambini non piangono mai, dottoressa? Non ci vuole spiegare? Cioè, no, mamme si alzano, si abbassano, si mettono la borsa della spesa in testa, vanno, e questi qua zitti, ma perché? È il contatto del corpo, dottoressa, cosa c'è? Sì, beh, Santiago adesso è contento di essere in braccio, lui e l'altro, che è Nathan, ha 9 anni. Ciao. Saluto amore, non li senti ma dicono ciao. Ciao, complimenti. Ha detto che sei bellissimo. Oggi è il primo giorno di vacanza, quindi siamo tutti a casa. Ascolta, ti piace meglio stare a casa o andare a scuola con i tuoi compagni? Ti piace di più stare a casa o andare a scuola con i tuoi compagni?
Andare a scuola con i miei compagni. L'avrei giurato. Andare a scuola. Guardi, l'avrei giurato. Gli piace Sai stare in perché te lo compagnia? dico? Perché i ragazzi che ospiti degli istituti, anche loro, pensi dottoressa, che ho fatto una scala da 1 a 3 e ho chiesto cosa mettete primo, secondo e terzo posto. Senti. Allora, il primo posto, indovini dottoressa, hanno messo la famiglia. Secondo posto la scuola, cosa che ha stupito tutti, la scuola al secondo posto, e al terzo posto l'amicizia. Guardi dottoressa, siccome non si conoscevano tra di loro perché sono venuti anche in tempi diversi, questi tre, primo, secondo e terzo posto, questi 3 posti hanno veramente allibito le persone che avevo ospiti. Ma incredibile, avevano messo i social, perché io chiedevo voi cosa mettereste secondo voi ragazzi? La famiglia, la scuola e l'amicizia. Come la interpreta dottoressa? Beh, è un bellissimo messaggio, perché comunque i bambini in realtà alla fine hanno capito i veri valori, che sono a volte quelli che noi perdiamo, no? Quindi la famiglia, l'importanza della famiglia, qualsiasi famiglia sia, allargata, non allargata, insieme, non insieme, però se fossimo adulti riusciamo comunque a prenderci cura dell'aspetto della famiglia. La scuola, perché in realtà se noi diamo ai nostri bambini un ambiente stimolante, la scuola non viene vista come un ambiente di voti, sei bravo o non sei bravo, ma un ambiente di curiosità, di apprendimento, di stimolo. E poi l'amicizia, alla fine tutta la nostra vita gira intorno a un concetto molto semplice che ci dimentichiamo, che è il bisogno di relazione, il bisogno di amore, il bisogno di sentirci voler bene e di dare bene, e a volte questo proprio lo scordiamo. Ma sentite il suo bambino cosa ha risposto? La scuola? Scommetto che a casa avrebbero detto a casa, la scuola. Pensate cosa vuol dire per loro socializzare, stare assieme. C'è il famoso detto: il bambino deve stare con il bambino, c'è niente da fare, questa è la verità. Pensate anche agli effetti che ha avuto il Covid sui nostri ragazzi. Esatto. Sì, che e ce non ne sono solo i ancora ragazzi, tanti anche i che diversamente giovani, perché i ragazzi bene o male col social si divertivano anche. Queste persone sono rimaste completamente isolate, dottoressa. Sì, Noi sono due mettiamo realtà sempre diverse, l'attenzione, ma guardate che i diversamente giovani hanno patito 3 volte tanto quello che ha patito i giovani. Allora vediamo le immagini dei presepi di Marco, che dottoressa, se vorrà andare a visitare questa mostra che Marco ha allestito a Silea, vicino al Parco dei Moreri. Prego Marco, allora cosa stiamo vedendo? Guarda. Allora, certamente. Questa qui è la 8ª edizione della mostra di presepi di Silea, che è stata allestita presso il Centro Culturale Carlo Tamai, in centro a Silea. E la mostra ospita 110 presepi, più 10 o 15 in attività in quadro. È una mostra a livello provinciale, che i presepi provengono sia dal territorio comunale che anche dal territorio provinciale, anche fuori Regione Veneto. È una mostra importante che dedica tanto lavoro dei volontari. Io devo ringraziare i volontari che mi hanno dato una mano ad allestirla, perché senza di loro non l'avrei allestita. E anche un grazie va particolare agli espositori che ogni anno mi portano bellissime opere. E dopo abbiamo anche presepi di associazioni varie del territorio comunale che dà prestigio a questa mostra. Guarda che bella idea anche questa, dentro la chitarra, bellissima, esatto. Bellissimo. Senti Marco, perché questa passione, tra le altre cose che tu fai, che non ti fermi mai, ecco, questa passione quando è nata? Beh, la mia passione di presepi l'ho avuta fin da piccolo, anche perché credo nella cultura del territorio, e il presepe per me è una forma di passione, di sfogo emotivo, perché a volte quando sei incazzato nero con il mondo mi metto là a creare qualcosa, allora il nervoso, l'incazzatura mi passa. È un modo di non stressarmi la vita anche questo, perché 10.000 impegni, a volte arrivi a casa la sera che sei stanco, morto, allora pensi a come realizzare la mostra. Perché anche la mostra ha un impegno di circa 4-5 mesi di lavoro, perché contati i presepisti, vai a vedere i presepi, portali, montali, smontali, è un lavoro impegnativo. Senti Marco, la mia domanda è anche questa: quando hai avuto questi problemi fisici molto importanti,
quando pensavi nei momenti più bui di non farcela, ti ha aiutato la fede? Cioè ti sei avvicinato alla fede? Sì. E ancora adesso quando mi frulla per la testa brutti pensieri, perché ho anche una situazione un po' in famiglia un po' particolare con la mamma malata e a volte è dura pensare, però ogni tanto la fede ti aiuta a superare il momento. E il supporto anche di avere qualcuno, tipo quello che abbiamo creato, le associazioni, sapere che hai un punto di riferimento, questa chat che abbiamo aperto dove tutti possono scrivere. È fondamentale, perché quando te scrivi e ricevi una risposta in giro di un'ora o due o immediata, dà senso che le associazioni del gruppo ti sono vicini in quel particolare momento. Ascolta, visto che sei qua, vuoi salutare il nostro gruppo? Allora, visto che ci sei tu questa mattina, cosa vuoi dire a tutte le persone che fanno parte delle associazioni, abbracciano le associazioni e ricordiamo anche Petra De Zanette che non c'è più, che faceva parte con la sua associazione Acto, ecco, di questa meravigliosa creazione che abbiamo fatto. Abbiamo messo assieme le mamme con dei gravi lutti, hanno fatto amicizia. Prego Marco, come li vuoi salutare? Allora voglio augurare a tutte le associazioni che appartengono al nostro gruppo un meraviglioso buon Natale, un buon fine dell'anno e che sia un 2025 produttivo di nuovi progetti e nuovi progetti della comunità, perché la comunità ha bisogno del nostro lavoro gratuito come volontario, perché chi fa volontariato nel territorio all'interno di un'associazione, secondo me, come io la penso, è un valore prestigioso per il territorio, perché mette la faccia, mette le ore gratuite, mette il lavoro, la fatica, lo stress per la comunità, e secondo me è un valore che dà 100 lode a queste persone che dedicano il tempo a fare del bene. E telespettatori e telespettatrici, che auguri vuoi fare, Marco? Allora voglio augurare un felice buon Natale, un buon fine dell'anno, un 2025 meraviglioso, e per chi vorrà vi aspetto presso il centro Tamai fino al 6 gennaio a visitare la mostra di presepi di Silea. E cosa hai portato anche perché Marco non si dimentica mai? Io non dimentico mai degli amici. Questi qui sono dei piccoli pensieretti che abbiamo fatto come a livello associativo, e lo vorrei donare a Mirella, perché è una persona meravigliosa e che ci dà tanto una mano. Grazie Marco, graditissimo. Sentiamo che auguri ci fa la dottoressa Banzato. Dottoressa, che auguri vuole fare? Allora, io veramente auguro ad ognuno di noi di riscoprire questo lato umano, veramente nel nostro piccolo, quindi vi auguro a tutte le persone sole di alzare un po' la voce per farsi sentire, e auguro alle persone non sole di aprire gli occhi, aprire le orecchie e sintonizzarsi con queste richieste d'aiuto, con questo bisogno di contatto. Quindi auguro un Natale di contatto, di ascolto. Grazie, veramente grazie, auguri a lei dottoressa, alla sua meravigliosa famiglia. Se riesce ad andare a trovare anche il nostro Marco Teresan, vedere con i suoi bambini, certo, con la sua famiglia, questa bellissima mostra che ha allestito Teresan, e anche per iniziare a conoscerci. Ecco, io ho questo ruolo. Ma anche per una collaborazione, anche per aiutare tutte le persone che potrebbero essere aiutate anche da lui, quindi grazie mille per questo incontro. Ecco, noi facciamo anche questo, cerchiamo di unire e non di dividere, perché qui c'è il motto dividi et impera, invece noi facciamo l'incontrario. Grazie, buon Natale a lei dottoressa, buon Natale a Marco Teresan. Pubblicità. Non violenza in Italia, per l'ambiente e i beni comuni. Michele Boato, che è ospite questa mattina a Sveglia Veneti, grazie veramente di essere con noi Boato. Saluto anche da Padova Katia Moletta. Buongiorno Katia, buongiorno mamma, un'altra mamma, si presenti. Buongiorno. Katia Moletta, chi è Katia Moletta? Perché qui a Sveglia Veneti? Prego, si presenti, perché Boato lo conosciamo, ma lei forse dobbiamo ricordarci, prego.
Intanto buongiorno e grazie per avermi invitato. Buongiorno a tutti. Io sono Katia, sono una mamma di 3 bambini. Uno ha una malattia rara e quindi io sono qui in veste di mamma, ma anche in rappresentanza di un'associazione che ho fondato e che stiamo portando avanti tutti i genitori in Italia, perché essendo rara la malattia siamo una 50ina in Italia di bimbi, no? E quindi di famiglie. E quindi sono qui appunto anche per parlare dell'associazione San Filippo Fighters e di questa malattia, la sindrome di San Filippo, di cui è affetto il mio Francesco, e per cui insomma noi cerchiamo di combattere e di fare il meglio che possiamo ogni singolo giorno. Ecco, per i nostri bimbi, per la salute loro e nostra, delle famiglie e dei genitori, fratelli, tutti che vivono. Senti Katia, io volevo chiederti una cosa e ti ringrazio sempre per essere presente, questi genitori che ci mettono la faccia, che sono nel pezzo, che non si vergognano anche a chiedere aiuto, a far vedere i loro figli, vedete anche tramite Telethon cosa riusciamo a vedere, quanto importante è la ricerca. Ecco, dobbiamo anche fidarci della ricerca, Katia, ma quello che vorrei capire, Katia, da te, perché io vorrei far vedere queste immagini di queste mani, questa donna, che lo facciamo vedere, lo farò vedere anche molto spesso, queste immagini di questa donna di 90 anni che ieri mattina è venuta alle 8:30 prendendo la corriera da sola, 90 anni, a chiedere aiuto alla Mirella perché si sente sola. Non un aiuto economico, ma un aiuto veramente di ascolto. Ecco, questo ascolto che a mio avviso manca ai fragili, nessuno ha tempo di ascoltare i fragili. Poi sentiremo questa cittadina, Katia, lo dico anche a Michele Boato, ecco, che chiamerà per sentire cosa è successo ieri qui a Treviso, in pieno centro storico, e anche lei ha chiamato Mirella perché non sapeva a chi rivolgersi, cosa fare con questa persona veramente in grosse difficoltà. Vediamo se c'è. Pronto? Sì, buongiorno Marina. Ciao Marina, grazie della chiamata, perché è molto importante capire, io l'avevo detto anche all'inizio della trasmissione, cosa è successo a Marina ieri, una semplice cittadina che si è trovata di fronte a un problema di aiuto e non sapeva come fare e a chi rivolgersi. Pensate, tante cose, tanti numeri, tanti tavoli, poi Marina alla fine ha chiamato Mirella. Prego Marina, cosa è successo? Allora ieri praticamente ho visto in un discount un uomo che stava pagando una bibita e non aveva soldi per comprarsi qualcos'altro, quindi siccome era infreddolito, dolorante, sporco, mi sono offerta di dargli dei soldi perché comprasse da mangiare. Ma lui mi ha detto: io dormo su una panchina, ho bisogno di qualcosa di caldo perché avendo una ferita a una gamba non riesco a muovermi per andare a mangiare in un posto pubblico. Quindi l'ho invitato a mangiare un piatto caldo, a bere un tè caldo in un bar lì vicino. E ho cercato di capire perché dorme su una panchina al freddo e mi ha raccontato che ha perso la sua casa e la pensione con un raggiro e quindi adesso si trova in strada. Allora ho chiamato lei perché appunto non sapevo come fare, sia per farlo medicare che anche per poterlo accompagnare all'ospedale o dargli una mano per risolvere questa situazione. Per fortuna ho trovato lei, quindi l'abbiamo affidato, diciamo, a delle persone molto disponibili in ospedale che si sono presi cura di lui. Ci sono rimasta malissimo perché appunto mi rendo conto che in una città come Treviso non sia giusto che ci siano situazioni così, con gente che fa finta di niente per le persone sole, e io penso che se ognuno di noi facesse qualcosa per chi ha bisogno non succederebbero le cose che sono successe a Marto Magrin, cioè non succederebbe che trovassimo sul giornale o in televisione che una persona è morta di freddo. Quindi io l'ho fatto perché non succeda di arrivare tardi e anche perché io, essendo una persona fortunata, penso che nel mio piccolo possa fare qualcosa. Però io da esterna cittadina non avevo riferimenti di associazioni, di situazioni da chiamare. Quindi mi sono ricordata di lei perché so che lei appunto aiuta tutte le persone in caso di bisogno e mi sono sentita molto alleggerita stanotte come si può dire, dal dispiacere. Ho fatto fatica a dormire perché ho pensato
che sono molto fortunata, cioè che ho la salute, che ho una casa e dormo al caldo. Si è capito di che raggiro è? Se una persona dorme al freddo, italiana... Marina, aspetta perché Boato vuole farti una domanda. Ma che raggiro è stato? Si è capito di qual è il motivo per cui gli hanno tolto la Allora, pensione? lui mi ha detto che frequentava una signora straniera, che vivevano insieme, e a un certo punto lei gli ha detto che lui non poteva più entrare a casa sua e che praticamente probabilmente lui in un momento di debolezza gli ha firmato con delle deleghe tutto quanto e gli ha detto che lui non era più proprietario di niente. Io non ho approfondito perché non ho un tema su questo, penso ci vorrebbe un avvocato con patrocinio gratuito per prendere in mano questa situazione. Ci vorrebbe un avvocato di questi. Allora Marina, intanto ringrazio, ma ringrazio anche una famiglia, ringrazio Marco e la moglie, queste persone, Marina, che tu mi hai segnalato, che avevano visto, si erano accorti di questo uomo Alfredo che dormiva in una panchina e hanno fatto la segnalazione. Io ho ringraziato Marco, come tu mi hai detto e mi hai chiesto di fare, lui è stato molto contento, fatalità ci conoscevamo anche, è vero proprio che conosco tante persone e perciò lui è stato anche molto contento e poi vedremo come stanno le cose perché bisogna anche approfondire questa situazione, però non si può girarsi sempre dall'altra parte. Era una persona che aveva bisogno di aiuto. Allora intanto io ti ringrazio Marina. C'è un'associazione a Padova però, perché a Mestre non c'è. Aspetta che saluto Marina, poi rispondiamo. Sì, tranquillo, no, ma ne parliamo adesso. Per lei. Ne parliamo. Va bene. Allora Marina, ti ringrazio, devo liberare il centralino, perciò grazie Marina di quello che hai fatto, di quello che farai in futuro, perché è una persona che aiuta. Ti ringrazio di avermi chiamato. Ecco, la mia idea è stata quella, come ho visto questo uomo, Marina, qua, per portarlo subito all'ospedale. Siamo andati all'ospedale al pronto soccorso e devo dire la verità, abbiamo trovato nel triage una persona, un ragazzo giovane di una competenza e di una disponibilità e lui è stato chiarissimo, sentite bene, ha detto: voi avete fatto quello che dovevate fare, adesso qui termina quello che voi potete fare, perché siamo noi che adesso ce l'abbiamo in cura, in carico. State tranquilli, verrà visitato, verrà ricoverato, ha visto le ferite che aveva molto importanti e perciò Marina era preoccupato, ho detto guarda che è in buone mani, tranquilla, perché poi c'è la privacy, noi non possiamo sapere niente, perciò ci sarà un discorso di servizi sociali tra di loro, però abbiamo messo la persona in sicurezza. Ecco, in sicurezza. Ecco, io volevo ringraziare questo giovane medico per la bravura e soprattutto la sensibilità con il quale ha parlato, ha conversato con questo signore diversamente giovane, come li chiama Mirella, e abbiamo capito che c'è un pronto soccorso che funziona non alla grande di più, devo dire la verità, perché questo è quello che è successo ieri. Poi adesso approfondiremo con Marina, andremo anche a trovarlo, lo supporteremo, ma sappiamo che c'è qualcuno che deve prendersi a carico di questa persona. Allora, detto questo, ringrazio ancora Marina, poi torneremo da questa mamma meravigliosa, perché la mia domanda sarà un'altra, ma sempre riguardo a questo. Michele Boato, cosa volevi dire? Volevo dire solo che c'è a Padova un'associazione che si chiama Avvocati di Strada. Sì, io ho avuto anche ospiti. Ecco, e secondo me bisognerebbe contattare uno di loro per sostenere questa situazione. Il problema è che se ha firmato diventa, io ho seguito altri casi, ma andremo a vedere, visto che c'è questa persona. Certo. Allora, quello che io chiedo invece a Katia Moletta, questa mamma così, che anche lei si è rimboccata le maniche per cercare anche di trovare risposte a queste malattie rare, perché i numeri sono pochi ma sono tantissime, e queste persone, e qua lo dico anche a Michele Boato che è stato anche politico, che si rimboccano le maniche nonostante questi gravi problemi, tramite social, tramite anche questa esposizione che fanno, si mettono assieme per cercare di trovare soluzioni. Però il problema numero uno in Italia è che si investe poco nella ricerca. Questa è la verità e dobbiamo anche dirlo. Noi investiamo poco nella ricerca. Eppure il vaccino dovrebbe aver fatto capire che se tutti si uniscono e veramente si impegnano economicamente a supportare la ricerca, guardate cosa è successo in poco tempo con i vaccini, la ricerca arriva. Cosa vuoi dire? Ecco, queste fragilità, ecco, anche voi sono
tante fragilità, però anche tu mamma fai parte di una fragilità diversa da quella di Graziano, di questo uomo, ma sempre fragilità. Bisogna unire, bisogna fare squadra, bisogna supportarci per arrivare all'obiettivo di farci ascoltare. Prego Katia. Guarda, io veramente penso che il valore della vita di ognuno, qualsiasi sia la condizione, il sesso, l'appartenenza, eccetera, il valore della vita dell'essere umano è incondizionato, quindi non deve essere soggettato a condizione. E invece oggi, ahimè, il valore della vita è assoggettato alla condizione economica, soprattutto, per cui le malattie rare non trovano così grande investimento nella ricerca. Tu dicevi giustamente che abbiamo trovato ben presto un vaccino per il Covid, perché c'era un grande interesse economico, no? Perché coinvolgeva tutta l'umanità. Ma la vita è unica per ognuno di noi, nessuno ha un'altra possibilità, no? E il valore immenso della vita, del riconoscimento appunto della preziosità di essere qui, di poter fare qualcosa l'uno per l'altra, penso che le associazioni, no, questo dicono e questo dimostrano, il fare incondizionatamente, senza condizione. Io credo che questo che dobbiamo trovare oggi, dobbiamo riflettere oggi proprio a Natale, del non avere condizioni, no? Rispetto al valore della vita, e quindi ci colleghiamo all'aiuto che Marina ha dato a questo signore, preziosissimo, e all'aiuto che si può dare alla ricerca per le malattie rare. Molto chiara Katia, e grazie per queste parole, l'importanza di fare squadra, di unire ognuno, questa famosa goccia nell'oceano che se la metti vedi che veramente è importante. Ma questo libro che faccio vedere anche perché è molto importante, Non violenza in Italia, ecco, rifacciamo vedere queste immagini di questa diversamente giovane seduta nella sedia, ma anche questa è violenza, è una violenza psicologica che non dovrebbe esserci nel 2025, beh, ormai, o come questa persona che prende una corriera da sola a 90 anni, ecco, che sale, che ha bisogno di aiuto, che mi butta le braccia al collo, che piange perché nessuno l'ascolta, tutti le danno torto. Cosa c'è che non funziona? No, Questa è una violenza. Ricorda la sua storia. La storia è che lei dice che non ha ascolto da parte dei familiari, da parte delle istituzioni, che lei ha bussato a tutte le porte e nessuno ha voluto ascoltarla, che tutti le davano torto, che era lei la persona sbagliata, che non le credono. Ecco, questa è la storia che in poco tempo adesso approfondirò anche con Don Mauro Gazzelli, che è quello che si è preso in cura questa, per capire cosa sta succedendo. Ma stiamo scherzando? L'ascolto non chiedeva soldi, chiedeva ascolto. È possibile che abbiamo avuto anche una psicologa nella prima parte, che nessuno abbia saputo rincuorare, non fare violenza, ascoltare. Boato, questa è violenza. Io penso proprio che la necessità più grande, parto anche dalla mia città, dove c'è l'anonimato, Mestre, l'anonimato, c'è questi grandi edifici con 40 famiglie che non si conoscono tra di loro. Bisogna ricreare comunità. Cioè ricreare quel senso che se ho bisogno di una cosa, una piccola cosa, che può essere il latte un giorno che non hai, una grande cosa, questa che stai dicendo tu, ascoltarci, eccetera, ma anche solo portare una carrozzina su per le scale un giorno. Questa roba deve tornare al centro della nostra vita, perché la comunità, io l'ho vista in questi giorni di Covid. Io abito in una zona, si chiamano Case dei Ferrovieri, via Ariosto, via Petrarca. Ebbene, col Covid noi dalle finestre ogni mezzogiorno, io suonavo la tromba, perché io suono la tromba, l'altro suonava una fisarmonica, l'altro cantava, poi a un certo punto, segnandoci per terra col gesso la distanza, e i vigili erano d'accordissimo, ci siamo addirittura trovati una volta alla settimana giù e ci siamo conosciuti finalmente, che non ci conoscevamo. Capito? Non sapevamo che quella di fronte era una signora che poteva benissimo aiutare quell'altro che invece credeva di essere solo. Ecco, la comunità secondo me è fondamentale, non è una balla, non è una cosa così da parrocchia per dire tanto vogliamoci tutti bene, è sopravvivenza.
tante volte è sopravvivenza, tu non sai cosa fare, in quel momento sei da solo, hai un problema, puoi chiamare quello là che è di fronte, è il tuo vicino. E secondo me nei piccoli paesi ancora un po' c'è, un po', non tanto, ma nelle città un po'. Io vedo in Alpago, da dove provengo, bene o male ci si conosce tutti e riesci a fare sta cosa al volo. Nelle grandi città bisogna ricrearla, è un obiettivo proprio. Marina, Katia, cos'è che ti fa più male? Ecco, quello che la famosa letterina che anche tu pensi hai scritto a Babbo Natale per vedere una luce in più nel 2025. Ecco, cos'è che speri? Perché gira e rigira, è sempre la politica poi che deve dare le risposte. Non solo. In gran parte sì, perché la legge di bilancio è importante certo, per capire, boato, sì, non parli mica con l'ultima della classe. Ecco, è là che si risolve il problema, il grande problema, nella stanza dei bottoni, dove vengono investiti questi soldi, ecco, qual è l'obiettivo? Ecco, cosa vedi? Ecco, questi abbiamo sentito le leggi di bilancio regionali, nazionali, cosa hai sentito tu, Katia, che vivi questo problema? Prego. Io devo dire che la letterina l'ho scritta e ho scritto due cose. La prima è che questo Natale siamo ancora tutti quanti e mi auguro che per nessuno negli anni futuri ci siano sempre le persone a cui vogliamo bene con noi a festeggiare il Natale insieme, quindi non uno di meno, mai. Perché tu devi sapere che i nostri bimbi hanno un'aspettativa di vita molto bassa e ogni anno qualche bimbo ci saluta della nostra comunità nel mondo, ma parlo in Italia, e per noi è veramente un lutto grandissimo. Quindi ho scritto a Babbo Natale veramente: Babbo Natale, ti prego, non uno di meno, né oggi né mai. E poi un'altra cosa che veramente tu hai detto e condivido è che non c'è abbastanza, che non c'è una priorità negli altri, nella politica, per risolvere delle questioni o per spingere la ricerca che c'è e che potrebbe essere promettente per trovare una soluzione, anche un trattamento che diminuisca tenui sintomi, no? Devastanti della mia malattia, ma di come tante altre malattie. Però quando non tocca a te, tu vai a casa e sei tranquillo perché tanto tu stai bene, ma l'importanza appunto di mettersi nei panni degli altri sono cose che non vanno a tempo. Dove la fanno la ricerca su questa malattia? Dove la stanno facendo? Allora, guarda, anche Telethon ha dei programmi di ricerca con cui noi collaboriamo e quindi noi siamo in contatto come associazione con Telethon e abbiamo finanziato dei programmi di ricerca. C'è un grande centro, appunto il TIGEM di Napoli, il centro di ricerca Fondazione Telethon, dove c'è un team di ricercatori che studia proprio la sindrome di San Filippo. E ci sono altre ricerche nel mondo, quindi devo dire che noi come associazione siamo in contatto con le associazioni del mondo e stiamo finanziando insieme diversi progetti di ricerca. Senti Katia, qual è stato il momento più brutto e più difficile che hai incontrato in questo percorso? Quando è stato il momento che da tanto sola che ti sentivi ti sei rimboccata le maniche? Ecco, questi genitori che riescono veramente a uscire da questo tunnel rimboccandosi le maniche e cercare di trovare da soli delle soluzioni. Poi alla fine, come dice Katia, la squadra comincia a funzionare, però ci devi essere, devi partire e non hai l'esercito quando parti, sei da sola. Prego Katia. Esatto. Guarda, io ho 11 anni, io ho avuto la diagnosi in febbraio 2015, quindi sono ormai 10 anni e la diagnosi è stata... Con la diagnosi sono morta e rinata, nel senso che ricominci un'altra vita veramente, perché non immagini che esistano neanche malattie così gravi. Francesco ha un difetto genetico per cui ha un accumulo di uno zucchero che dovrebbe essere scomposto e portato fuori, ma resta nelle cellule e soprattutto in quelle del sistema centrale, quindi del cervello, gli causa la morte delle cellule e quindi lui come i bimbi affetti all'inizio funzionano bene, cioè fanno tutto come gli altri, poi cominciano a perdere tutte le abilità perché il cervello si danneggia, smettono di parlare, di camminare, di mangiare autonomamente, hanno epilessie, complicazioni
immense. E il medico, dandoti la diagnosi, ti dice questo: tuo figlio a 10 anni comincerà a stare sempre peggio e non supererà l'adolescenza. È questo che ti dicono, e quindi io in quel momento sono morta e ti dico la verità, ho immaginato il funerale di Francesco per tanto tempo e tantissime volte, per tanti mesi. E poi mi sono detta, e fortunatamente io ho anche altri figli che sono sani, e mi sono detta, io non posso, cioè è una cosa che io non so quanto, come, perché staremo insieme noi tutti con Francesco, la nostra famiglia, e cosa ci riserverà il futuro, perché di fatto il futuro non c'è. Non esiste ancora, e esiste il presente. Oggi Francesco c'è, i miei figli ci sono, hanno bisogno di me, io di loro, e quindi il funerale non è ancora successo, potrei morire prima io, speriamo di no, ma voglio dire, per nessuno è ancora scritta la parola fine, perciò viviamo il presente, cerchiamo di fare del presente la risorsa maggiore che abbiamo, e da lì appunto seguendo anche Telethon, i programmi di ricerca che ho contattato Telethon, c'era la possibilità come associazione di finanziare un progetto di ricerca, di aprire un bando per trovare un progetto di ricerca meritevole di finanziamento, e quindi ho deciso, ci costituiamo, creiamo un'associazione, e l'abbiamo fatto in Covid, in pandemia. Siamo riusciti a fondare l'associazione in pandemia e da lì siamo partiti, e quindi diciamo che è un po' il percorso. Senti Katia, quando tu hai 3 figli, hai detto, quando abbracci questa fragilità, ecco, quando te la stringi al petto, cos'è che provi nel sapere, con la tua consapevolezza, che questo può finire, ma che c'è sempre la speranza che questa ricerca dia dei risultati, che Francesco abbia in futuro quello che al momento non è certo, però questo nell'abbraccio tu metti la speranza, tu speri che qualcuno, non è una speranza di morte ma una speranza di vita la tua. Io penso che questo sia il tuo abbraccio. Cosa dici, Katia? Io assolutamente me lo mangio di baci, perché è il bambino più mite, più buono e più coccolone del mondo, nel senso che, e tutti e 3, però Francesco ha 11 anni ed è rimasto, diciamo, piccolo, nel senso che lui ha smesso di parlare, ha smesso di interagire, di avere una reciprocità, però si fa capire in tutto, e quindi è questo bambinone coccoloso che stringo, sapendo appunto che il presente è prezioso. Quello che è il mio abbraccio di speranza è che la vita di Francesco sia la più serena e indolore possibile, perché so che dovranno passare tanto dolore. Io questa cosa, guarda, veramente faccio fatica a pensarla, e vorrei provare vorrei che fosse su di me la sofferenza, vorrei tanto risparmiarla a Francesco, e io, come tutti i genitori che si stanno impegnando nell'associazione, noi quello che vogliamo oggi, al di là di non conoscere cioè di non poter dire sì, ma lui ha una vita breve, nessuno sa quanto lunga sia la propria vita, e quindi vorrei che anche per Francesco ci fosse questa inconsapevolezza di quando, no? Sarà il nostro momento di salutare la vita terrena, ma io vorrei che non avessero sofferenze, quindi quello che stiamo facendo con l'associazione soprattutto è quello di dare una qualità di vita grande ai nostri bimbi. E poi l'assenza, io non cerco di pensarci o di prepararmi, non voglio, non so come sarà l'assenza, la vivo nelle mamme e nei papà che hanno già, ahimè, perso i bimbi, e cerco di stare vicino, cerchiamo di stare in rete vicini, però non è facile, quindi cerchiamo veramente di avere una speranza di vita migliore. Tu sai, Katia, che noi ci saremo sempre, in qualsiasi momento tu avrai bisogno o necessità anche di questo ascolto, tu sai che noi ci saremo sempre e comunque. Michele Boato. Allora, mio figlio si chiama Francesco, anche lui, fa il ricercatore di neuroscienze, è in America. Però studia questi problemi, non questo, ma è in questo settore. Allora io ti chiedo,
attraverso lei, se vuoi o adesso in diretta, dai un contatto in maniera che io possa darti un contatto e vedere se ci sono anche altre ricerche, come dici tu, in corso, per esempio in America o anche in Inghilterra, non lo so, che possano aiutarvi. Io ho visto che sul Parkinson, per esempio, hanno fatto passi da gigante in questi ultimi 20 anni. Anche gigante. con l'AIDS? E anche con l'AIDS, perciò non possiamo fermarci, dobbiamo essere in contatto massimo, perché magari qualche briciola potrebbe esserci di più di quello. Grazie. Assolutamente sì. Allora lo faccio attraverso Mirella? Sì, io darò il numero di contatto se tu me lo consenti, Katia, in maniera che così vi parlate, vi scambiate anche queste preziosissime informazioni. Vedete l'importanza di Sveglia Veneti, di unire, di collegare, di far conoscere. Questo è il ruolo di Sveglia Veneti, no, a caso si chiama Sveglia Veneti, perché dobbiamo svegliarci, ecco, e non dormire, perché se siamo svegli riusciamo veramente anche a controllare quello che può essere un'emozione sbagliata, che può diventare anche un'emozione positiva alla fine. Piango, ma poi posso trovare anche il sorriso, certo, la speranza. Certo. Boato, perché questo libro Non violenza in Italia? Allora, la non violenza di solito si vede come contro la guerra, ed è giusta, no? Pensiamo al famoso Natale che c'è stato nel 1914, che i soldati dei due fronti si sono fermati, hanno festeggiato episodi straordinari, Gandhi che libera l'India senza colpo ferire dal colonialismo, eccetera, eccetera. Questa è, diciamo, la non violenza come di solito si configura, ma non violenza è anche altre due cose. Primo, nei rapporti anche nella scuola, personali, e nella città. Io il discorso che facevo prima della comunità è il discorso della non violenza come elemento principale per risolvere anche i problemi sociali che ci sono in città, e parlo di tutto, anche dei senza tetto. Attenzione, questo è un problema, cioè non con razzismo, non con cattiveria, non con tutto, però è anche sempre di più in Italia un elemento fondamentale per la difesa dell'ambiente. Ecco questo libro è tutto sulla difesa dell'ambiente con la non violenza, e racconto un centinaio di storie, tutte italiane, che vanno dal colonnello che si rifiuta di inquinare il mare perché gli danno un ordine, lui si rifiuta e poi viene degradato, per dire, invece il prete che a Siracusa ogni domenica legge il nome delle persone morte per tumore perché lì c'è una fabbrica che inquina, all'insegnante che, come Mario Lodi, eccetera, fa tutto un lavoro enorme per far crescere le persone analfabete, e sto facendo esempi diversissimi. Ma quello che è scritto nel libro. Sono scritti nel libro, ma in particolare l'importanza nelle città che la gente, attraverso la sua attività, riduca l'inquinamento e aumenti il benessere. Sentiamo Claudio da Marano Vicentino, poi continuiamo. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io penso che l'assistenza agli anziani è anche correlata alla natività che c'è stata in Italia. Negli anni 20 abbiamo avuto per ogni donna 2,5 figli. Nel dopoguerra per ogni donna, cioè la media, 2 figli. Nel 1980 avevamo una media di 1,44 figli per donna. Adesso siamo una nascita di 1,20 per donna. Vediamo che in Germania, adesso abbiamo 1,46 e in Spagna abbiamo 1,16. Cosa si dice questo? Che dove ci sono gli stati che hanno più rendita, che hanno più soldi, la Spagna 1,16, prendono meno di noi e hanno meno figli. La Germania 1,46, prendono più di noi e hanno più figli. È tutto correlato al reddito che ha la gente. E questo discorso, praticamente la vita media nel 1920 era di 50 anni, nel 1950 di 64 anni e nel 1980 era arrivata a 80 anni, adesso siamo a 86 anni. No, 83. Cioè, se la gente ha un buon stipendio, allora produce figli. E se no, adesso diciamo così, allo stato attuale di com'è la società, e se no saremo sempre più
anziani e sempre più soli. Buona giornata signori. Grazie, brutta questa frase Claudio, produce, no, non produciamo figli, non si può produrre un figlio, bisogna volerlo un figlio, bisogna amarlo, bisogna accompagnarlo in un percorso anche difficile, la famiglia è fondamentale, io non ci credo Michele Boato che sia una questione economica, una volta non avevano niente e facevano 10, 12, Esatto, 14 figli, io non sono dell'idea che è una questione economica, prego Michele. È vero che i giovani se non hanno un lavoro ci pensano 2 volte prima di... È verissimo, è anche giusto, questo è vero. Però in generale nel mondo c'è un problema enorme, il paese fra i più poveri, che è la Nigeria, la media sono dai 10 ai 15 figli a famiglia, quindi non è così, non è così. Il problema adesso è capire in questo equilibrio come 2 genitori possano fare 2 figli e l'equilibrio rimane. Invece 2 genitori che fanno un figlio, perché adesso è così la media, insomma, se lo fanno, la media è 1,3 come si diceva, e diventa che l'Europa nell'arco di 100 anni sarà ridotta a metà di quello che è adesso, l'Africa sarà il triplo di quello che è adesso, cioè si va a 3 miliardi contro mezzo miliardo e avremo questo problema enorme delle migrazioni che non sapremo più come, e perciò bisogna fare 2 cose contemporaneamente: da una parte fare figli in Europa, dall'altra parte insegnare a chi ne fa 15 che sarebbe meglio che ne facesse 2 perché così anche loro vivrebbero meglio. È difficile, è una cosa difficilissima e io ho letto proprio l'altro giorno ho letto le prospezioni demografiche e questo della Nigeria che io non mi sognavo, e che già il 7% dei bambini africani sono nigeriani, nel 2100 saranno il 50%, cioè c'è un paese dove è tutto fuori controllo, che si chiama Nigeria. Ebbene, e perché non pensiamo di fare un lavoro su questa cosa qui? È questa la priorità rispetto ad altre, se vogliamo affrontare la questione delle immigrazioni, perché il discorso di Salvini di cui parlavamo prima, è anche questo, lì c'è un'esplosione demografica che noi dobbiamo riuscire a placare, a calmare. Chiedo scusa se il Però Boato c'è anche un però, perché non si fa questo? Perché sono terre molto fertili, sono terre che nel sottosuolo hanno delle preziosità che non gliene frega niente di investire sulla popolazione, gli interessa portare via quello che c'è nel sottosuolo, lo so. Perciò non si semina, non si crea sviluppo, perché è troppo importante, sono pietre preziose questi paesi, è inutile che ce la raccontiamo, andiamo nella luna, vuoi vedere che non riusciamo a seminare, a mettere l'acqua, a sfamarli e dare veramente quello che hanno bisogno. Il problema è che bisogna lasciarli così, sennò come faccio a prendere tutto quello che mi serve, che sono questi ori preziosi che questi popoli hanno la fortuna di avere, non lo sanno, poveretti, non lo sanno, guardate come vivono. Avete sentito i medici del QAM cosa vuol dire, ecco, entrare nel profondo di queste terre, ecco, quando vedete certe immagini sono così, vivono così. Sono carestie ecco, sentiamo mamma Katia, cosa vuoi dire? Tu invece hai 3 figli, hai cercato invece di non fermarti a uno ma di rilanciare, ecco, come commenti quello che abbiamo sentito e detto? Prego Katia. Io credo che nei paesi ricchi, chiamati ricchi, no? Dove c'è ricchezza, ci sia troppo individualismo, quindi c'è poco amore per l'altro da sé, perché diciamolo, avere figli è impegnativo, sicuramente tu devi seguirli, devi rinunciare alla cura magari di te, alla doccia quando vuoi, all'uscita con gli amici, alla palestra, perché ci sono bimbi che devono crescere, che hanno bisogno di te e ti ci devi dedicare ed è faticoso. E quindi la ricchezza in realtà ha portato a un impoverimento personale, di dedizione, di amore verso l'altro, che poi l'espressione, diciamo, massima è quello dell'amore con l'avere dei figli, no? E crescere dei figli. E ci vuole un grande amore per le persone, ritorno al valore, no? Della vita e l'amore verso l'altro e la persona, no? Perché anche in Nigeria o nei paesi dell'Africa ci vorrebbe
un'attenzione in più a quella che è un'educazione, quindi una civilizzazione dei popoli, quindi insegnare, far capire, no, le persone. È difficilissimo, lo so, però se mai iniziamo, come possono loro capire qual è il giusto, qual è il sbagliato, qual è l'equilibrio, no, anche riproduttivo che è giusto avere. E come dici tu, cioè, l'unico interesse è quello di portare via le pietre preziose e quindi vengono lasciati a se stessi. Questa cosa non va bene, perché c'è sempre l'aspetto economico che va a guastare quello che invece dovrebbe essere il valore fondamentale. Ma non pensi, no? Anche Katia, io ho molti ospiti, anche delle sindache e anche degli imprenditori, i quali dicono: sì, a 45 anni ho deciso di diventare mamma, di diventare papà, di diventare genitore. Ti sembra che sia anche questa una cosa un po' da capire, nel senso che non è che vai in un negozio e prendi un oggetto. A 40-45 anni saprai rinunciare a tutti i benefit, a tutto quello che hai avuto e saper dedicare questo tempo a questo bambino. Io mi ricordo al Banco Solidale, quando sono arrivati queste persone dall'Ucraina che scappavano dalla guerra, e quello che ho veramente sentito e provato è stato questo senso di stupore nel vedere le nonne che erano giovani e chiamavano mamma le nostre venete, dicevano: guarda che c'è tuo figlio che sta correndo con il mio. E dice: no, non sono sua mamma, sono sua nonna. Cioè, capisci che è tutto un mondo diverso che noi non riusciamo neanche a pensare, a capire, perché è un'altra realtà. Siamo forse noi che siamo diventati un po' troppo egoisti, perché si studia fino a 30 anni, 32, si esce di casa quasi sempre a 30, 29, 30 invece di 16, 18, 20. Cioè abbiamo tutto prolungato. Perché? Perché non ho problemi, si sta bene in casa. Qual è il problema? Faccio quello che voglio, mi arriva anche la paghetta, la macchina me la prende il genitore, lo studio me lo paga il genitore, mi diverto con gli amici. Cioè rinunciare a tutto questo, perché poi il bambino ha delle esigenze, Boato, non è mica... Il bambino comincia a 4 anni a chiedere perché mamma sei così vecchia a scuola invece i miei compagni hanno genitori giovani, perché l'adozione si fa così fatica ad averla in Italia e ci lasciano questi bambini e nessuno se ne preoccupa, dopo spendere non so quanti soldi, ecco, in questi tetri posti di raccolta che ci sono e nessuno lo dice. Quale adozione? E 2 persone dello stesso sesso non possono adottare. Cioè avete capito che hanno messo sempre di più faticoso, perché dobbiamo anche parlarne di questo, perché non è che siamo del paese del mulino bianco. Boato, la politica dov'è? Per la politica non c'entra. E come c'entra? Le leggi politiche le mettono loro, non noi. L'adozione, ad esempio, è impossibile adottare, devo andare all'estero chissà dove. Perché? E pagare, strapagare per adottare. Prego, Boato. No, le età diciamo giuste si sono effettivamente allargate. Mia moglie è ostetrica, adesso in pensione, però dice ormai è normale che una mamma il primo figlio lo faccia ai 30 anni, invece una volta era a 18-20 anni il primo figlio. È normale, non dobbiamo esagerare, però non arrivare ai 60, ai 50 come si fa adesso, eccetera, come si sta facendo. Io vedo la cosa con tranquillità, dobbiamo pensare a delle famiglie, come dicevo prima, che abbiano almeno 2 figli, anche per il bene dei figli, perché il figlio unico sicuramente è più triste e avrà più problemi psicologici del figlio che ha dei fratelli con cui può confrontarsi. Questa cosa in Italia non si sta capendo, soprattutto al nord, ma anche al sud ormai, perché prima si diceva è un problema del nord, adesso invece hanno capito che anche a Napoli è così. E questo è un problema anche di educazione, cioè di socialità. Una famiglia con 2 figli o 3, io ho una figlia che ha 2 figli e un figlio che ne ha 3, stanno benissimo.
stanno benissimo, perché questi 3 figli fra di loro li vedi, anche se sono in America li vediamo tutti i giorni, per fortuna c'è Skype, per fortuna, guarda, devo dirlo veramente, vedi che si educano addirittura fra di loro, il più grandino riesce a spiegare le cose al più piccolo, eccetera. Questa cosa si sta perdendo, invece bisogna riprenderla, non in maniera strana, non in maniera a 50 anni, a 25, a 30, a 35, senza problemi fino a 40, poi magari anche no. Andiamo a vedere anche questo video, questo spot di questa sindrome di San Filippo, questa malattia rara. Andiamo a vedere. La sindrome di San Filippo è una malattia genetica ultra rara che ruba il futuro ai bimbi che ne sono affetti. Non c'è una cura e la durata della loro giovane vita non supera l'adolescenza. Ma c'è speranza, ricerca e sostegno alle famiglie. Abbiamo bisogno di tempo. Regalaci tempo. Sostienici. Per tutte le informazioni su come aiutarci e modalità per donare, vai al sito www.sanfilippofighters.org. San Filippo Fighters. Aiutaci a realizzare un sogno, il sogno di trovare una cura. Complimenti per questo spot, Katia, che fa molto riflettere anche su quello che c'è la possibilità anche di aiutare, di fare squadra, di unirsi, una volta tocca a uno, una volta tocca all'altro, ma perché si deve andare solo da una parte, sempre da quella parte? Possibile che non si riesca a capire che bisogna fare il giro dell'oca per ritornare sempre al stesso punto, ma in tanti da aiutare. Ecco, io vorrei che questa trasmissione facesse anche questo, perché mi sembra che veramente gli aiuti siano sempre molto mirati ai soliti noti, come ha detto prima il nostro Marco Torresani, mentre ci sono altre realtà che dovrebbero essere supportate. Ecco, io quando ho sentito anche i contributi regionali l'altro giorno, per carità con tutto rispetto, ma 240.000 euro per una festa, per carità con tutto rispetto, però per questa festa trovo veramente delle cifre pazzesche, ma lo penso io, per carità posso anche sbagliare, ma io dico quello che penso, perché avendo anche un banco solidale e dovendo anche cercare di aiutare queste famiglie, delle volte ho molti dubbi, basta sentire anche le telefonate, quello che si potrebbe fare per aiutare. Però Boato, quello che veramente traspare è che anche questa assenza di casa, abbiamo sentito questo uomo sulla strada, molti appartamenti sfitti, andiamo a vedere anche a Mestre cosa sta succedendo e poi commentiamo con Michele Boato. Il 19 dovrei lasciare la casa e non ho trovato assolutamente, nonostante abbia trovato anche attraverso il libero mercato che offre dei prezzi mostruosi, altissimi, nessuna soluzione abitativa. Andreina, 68 anni, di cui 40 trascorsi come impiegata in prefettura Venezia, ufficio ragioneria. Sebbene proprietaria di un appartamento in centro a Mestre, per avversità e traversie familiari e legali, si è ritrovata a suo malgrado senza più la sua amatissima casa. Per vicissitudini di una causa legale non seguita per come sarebbe dovuta essere, mi si ritrovo senza casa. E adesso? Adesso, per le difficoltà che ci sono abitative qui a Mestre, è un problema trovare casa. Io ho un figlio con disabilità grave, non autosufficiente, che si trova presso una struttura, però lui ciclicamente veniva a casa da me e in questo periodo che sto liberando la casa dai mobili, mio figlio non può venire a casa con me, ovviamente. Eppure di case Ater, Mestre ne è bulimica, più di un centinaio nella sola area di Via Piave e tra le vie Cavaliere di Vittorio Veneto e Fiume Montesanto. Così Michele Boato, consigliere di Ambiente e Bene Comune, nel corso del sopralluogo attorno alle case sfitte, chiuse e murate. Ci sono anche queste altissime grate. Vengono chiuse, vengono murate, vengono cementate con il principio della sicurezza, dicendo non possiamo restaurare, non abbiamo i soldi e le chiudiamo, punto e basta. Il problema è che invece i soldi ci sono.
85 milioni di avanzo di bilancio quest'anno e basta 1 milione per sistemare 25 case. Cominciamo, insomma. In costante aumento i casi di emergenza abitativa, tra gli ultimi in ordine di tempo in terraferma anche quello della mamma bengalese che, seppur in regola con il pagamento degli affitti nella sua casa di via Fapanni a Mestre, si è ritrovata giovedì scorso 7 novembre sfrattata con i suoi 3 bimbi piccoli dall'ufficiale giudiziario. Stessa sorte cui andrà incontro anche la sfortunata Andreina il prossimo 19 novembre. Sfortunata perché proprio lei tendeva una mano agli altri in quanto prima assessore comunale, poi consigliere di municipalità, al sociale con Cacciari sindaco, ed ora si ritrova a suo malgrado dall'altra parte della barricata. È stata fatta la richiesta in questi giorni per avere una soluzione abitativa del comune, tenendo in considerazione che per dati certi ci sono case e dell'Ater e del comune, migliaia di case che sono sfitte. Allora, Michele Boato, come commentiamo questo servizio? Io ho avuto anche l'Ater di Treviso, ho avuto il Sunia, cioè gli appartamenti sfitti hanno dei numeri incredibili e non possono dire che sempre non si possono affittare. Ci sono persone che non vogliono affittare perché il colore è nero, anche se ha un lavoro non ci credo, perché è diverso, ma qui vediamo anche Andreina che non è diversa, non è di colore né giallo né viola né arancione, ma è nostra, veneta, bianca, e anche lei non riesce, con un problema di disabilità all'interno della famiglia, non riesce a trovare casa. Cosa sta succedendo, Boato? Ci sono due facce di una medaglia. La prima, 2.500 case pubbliche, Ater, comune il numero un'altra volta? 2.500 nel comune di Venezia, sia case Ater sia case del comune, case pubbliche, insomma, che non sono date perché vengono chiuse e non ci sono i soldi per restaurarle. In media i soldi per restaurarle di solito sono 25.000 euro. Abbiamo fatto un conto, tu le puoi sistemare tutte con 100 milioni. Se hai 85 milioni di bilancio, di avanzo di quest'anno, magari ne fai metà e metà le fai l'anno prossimo. Abbiamo visto oggi sul giornale che l'Ater di Venezia, anzi Insula, che è un pezzo del comune di Venezia, sta pensando di sistemarne 200. Benissimo, guardate, io non sono assolutamente uno che fa speculazione su queste cose, dico benissimo, ma andate avanti per favore. Andate avanti, perché ci sono altre 2.200 persone che hanno chiesto e sono quasi tutte con redditi quelli 5.000 all'anno, 6.000, cioè redditi bassissimi, quindi stanno quasi tutte in quella categoria lì che hanno, tra virgolette, diritto a una casa pubblica con un affitto calmierato, ma non hanno risposta. Bisogna che questa sia una priorità anche per far sì che queste città come Venezia in particolare, ma anche Mestre, non diventino un deserto soltanto in preda al turismo. Diciamo anche la verità, anche in periodi non sospetti, dove c'era anche una sinistra, un centro-sinistra che governava, non è che abbiano pensato a questa possibilità di un domani che ci sarebbe stata questa richiesta di aiuto di tante famiglie, anche venete, e hanno venduto le case e hanno affittato le case a persone che potevano tranquillamente pagarsi un affitto in altre residenze, in altri condomini, e non dare quelle case che sono state fatte anche col Sunia e che sono state anche con i nostri soldi. Io non dico il nome, ma c'è un caso di 2 appartamenti di questo genere dati a un ex sindaco che pagavamo sulla busta a casa, questa busta paga tutti noi obbligatoriamente, e invece hanno venduto a persone che hanno comprato questi appartamenti con pochi soldi e non si possono più mandare via. Ecco, c'è qualcuno che ha delle colpe, si nasconde dietro un dito e che punta sempre l'ultimo governo, invece bisogna guardare anche prima. Saranno almeno 20 anni. Ecco, appunto, allora lei che di sicuro non è di destra,
centrodestra e di centrodestra. Cosa vuole dire? Perché ognuno ha le proprie colpe, non possono sempre dare la colpa all'ultimo governo, all'ultimo sindaco che non si muove. Prego. Sì, sono almeno 20 anni che questo problema, perché le ultime case popolari, fra l'altro belle, fatte alla Giudecca, sono di 30 anni fa, poi basta, è finito lì. Da quel momento in poi si è cominciato o a chiuderle o a venderle, come dicevi tu, e qualche volta a vendere a persone che non ne avevano nessun bisogno, ma che sapevano che con un po' di milioni si prendeva una bella casa, e l'hanno fatto, e questa cosa qua adesso deve finire. Io guarda, non guardo in faccia a nessuno, ho pubblicato sul giornalino che faccio a Terreacqua un articolo di un professore di Ca' Foscari che è durissimo su queste cose, dice Venezia è uno schifo da ormai 30 anni, lo dice chiarissimo, io ce l'ho qui davanti, perché Pontani si chiama sto professore, è uno che studia ste cose e dice non mettiamoci a fare la destra e la sinistra perché non è questo il caso. Il caso è c'è della gente che oggi è buttata fuori di casa perché conviene affittarla ai turisti. Mettete un regolamento, fissate un limite e date per favore una possibilità a migliaia di persone che non ce l'hanno. I giovani che si sposano devono andare a finire molto lontano, neanche più a Mestre, molto lontano, perché sennò casa non riesce. Perché sentire le prediche da chi ha governato, che poteva intervenire facendo delle leggi che veramente mettevano in sicurezza anche queste case, capite che non ce n'è per nessuno. Io lo dico. Guarda. Cosa ne pensi, Katia? Ecco, anche il problema di trovare casa, di avere una famiglia. Avete visto Andreina, ma avete visto anche l'altra signora regolare con gli affitti. Ma cosa sta succedendo? Ecco, che messaggio diamo anche a quei giovani che noi dovremmo dare gli esempi, i buoni esempi, poi ce li troviamo in qualche situazione che veramente non riusciamo a venirne fuori, ma si potrebbe fare molto di più. Prego, Katia. Assolutamente si potrebbe fare molto di più, si potrebbe lanciare dei messaggi concreti di ottimismo per la formazione di nuove famiglie, perché è vero, si fa fatica a trovare casa, ci sono gli affitti, non ci sono case in affitto, gli affitti sono costosi, i mutui sono improponibili e quindi i giovani vengono scoraggiati. Poi se ritorniamo al fattore figli, soprattutto per le donne, se si vuole continuare ad avere un lavoro o a poter avere una forza economica, un'indipendenza anche economica, sappiamo bene che quando hai figli magari è più difficile mantenere il lavoro o avere un lavoro anche a tempo pieno, quindi ci vorrebbero veramente delle azioni mirate a sostegno della famiglia e delle mamme e dei genitori, non solo delle mamme, ma soprattutto le mamme oggi che hanno più difficoltà nel mondo del lavoro. L'investimento alla famiglia è questo che manca, non c'è niente da fare, è là che ce la giochiamo. E anche qua, inutile boato, la politica dovrebbe intervenire, perché è là che bisogna investire. Ecco, i comitati di quartieri che sono spariti, era dove i cittadini si potevano trovare, chi aveva voglia anche di partecipare, di dire, invece siccome davano fastidio, qualcuno ha detto, dicevano sempre no, ma se dicevano no vuol dire che qualcosa non funzionava. Non vanno nei consigli comunali, ma siete mai stati ai consigli comunali? Tu ti siedi, ascolti e non hai voce. Non hai voce, non capisci quello che dicono, perché non capisci, perché nessuno ti informa. E perciò dico, ma non viene nessuno a sentirci. Se ci manca solo che veniamo anche a sentirci, così andiamo a casa, anche che dopo dobbiamo ricoverarci al pronto soccorso in qualche cosa di psichiatria. Allora, come ti saluti, mamma Katia? Cosa vuoi dire? Che Natale vuoi augurare ai nostri telespettatori e telespettatrici, che ti posso assicurare sono tantissime, che adesso hanno imparato ad ascoltare. Ecco, un po' alla volta con le repliche della Mirella tutta l'estate, loro adesso ascoltano. Prego. Allora io auguro consapevolezza perché siamo comunque fortunati. Quello che abbiamo dobbiamo goderlo fino in fondo, e quindi che ci sia la consapevolezza della fortuna che abbiamo e la consapevolezza di poter aiutare anche l'altro ad ottenere questa fortuna, quindi che sia un Natale veramente in relazione.
Grazie veramente. E poi svegliarsi. A Katia Moletta, Svegliarsi. A Katia Moletta un abbraccio anche per questa splendida famiglia, un abbraccio particolare naturalmente a Francesco, e speriamo che un po' alla volta anche in Italia si capisca l'importanza della ricerca. Adesso c'è la Presidente, una donna, una mamma, Giorgia Meloni. Sono Giorgia, sono una di voi, sono una mamma, io spero anche di incontrarla. Katia, spero che ci sia anche tu quel giorno che succederà, per capire questa mamma cosa dirà a queste mamme. Ecco, perché visto che è lei principalmente nella stanza dei bottoni, vogliamo capire anche cosa dirà a queste mamme, non Giorgia Meloni ma Giorgia mamma, che è un'altra cosa, ecco, di fronte a queste mamme che hanno problemi. Grazie veramente Katia, un buon Natale, serene feste a te e famiglia, grazie. Boato, che Natale con quali parole vuoi salutare, con quali auguri? Guarda, noi abbiamo fatto una settimana con mia moglie che è nella Banca del Tempo, stupenda. Cos'è la Banca del Tempo? La Banca del Tempo è un'associazione dove ognuno fa qualcosa e in cambio riceve qualcosa senza soldi, solo scambi bellissimi, uno insegna inglese, l'altro invece ti accompagna a prendere l'aereo, quell'altro. E abbiamo fatto il mercatino ed è stato un circuito enorme. Alla fine, ti assicuro, con tutta la gente contentissima, abbiamo raccolto 700 euro che andranno ai Medici Senza Frontiere, alla casa del bambino e della mamma della Giudecca, che sono bravissimi, sì. E un'associazione di una scuola in Congo di bambini, di un missionario che da 20 anni che gli mandiamo 200 euro ogni anno. E questa cosa ha creato non solo questa solidarietà verso l'esterno, ma verso l'interno, perché così la gente si è conosciuta, veniva lì, prendeva una cosa, ma questa l'ho messa io, che bello, e questa roba secondo me deve andare avanti, tipo un baratto, diciamo. È un baratto, ma è una comunità, deve crearsi comunità. La comunità che fa baratto. Grazie anche a Michele Boato di essere stato con noi, grazie ancora a Katia. Pubblicità. Che ha preso la Corriere. Allora, io le faccio vedere tutta la mattina all'inizio che faccio vedere, le faccio vedere ancora, anche per quelli che magari non erano collegati nella prima parte della trasmissione anche ieri, magari perché erano fuori, erano a lavoro, ma soprattutto voglio far capire che non si può continuare così, con questo ascolto che chiede questa donna, che è arrivata a Media Nord-Est ieri mattina, 90 anni, da sola, prendendo la corriera per chiedere aiuto a Mirella, che quando l'ho vista stavo anche entrando in trasmissione, mi ha abbracciato, si è messa a piangere e mi ha detto: nessuno mi ascolta, nessuno mi crede, né i figli né le istituzioni, ecco, io devo essere ascoltata, devo avere qualcuno, perché così non riesco più ad andare avanti, aiutami Mirella. Ecco, queste sono le sue mani di una vita di lavoro, si vedono, e una solitudine pazzesca. Ma non finisce qui, andiamo a vedere anche questo servizio, cosa è successo in una casa di riposo, come la chiamano, una RSA, chiama a casa di riposo. Ecco, andiamo a vedere cosa è successo. Potrebbe essere la conseguenza di stress lavorativo, come viene chiamato dopo il Covid, di burnout, il caso di violenza verso alcuni anziani all'interno della casa di riposo Cesana Malanotte di Vittorio Veneto. Sotto accusa un operatore sociosanitario filmato dai carabinieri che avevano piazzato micro telecamere e microfoni ambientali all'interno della struttura di ricovero. L'intervento è avvenuto dopo alcune segnalazioni di familiari degli anziani ospiti e al centro delle vessazioni del 48enne, che però al momento non risulta sospeso dalle sue attività. Stupore da parte del sindaco, ma anche della dirigenza della struttura,
struttura all'oscuro dell'indagine. Non avevamo avuto nessun tipo di segnale neanche da parte della direzione, che era praticamente all'oscuro di tutto, e quindi neanche da parte degli operatori stessi e neanche da parte degli ospiti del Cesana. L'operatore si è sottoposto all'interrogatorio cautelare e davanti al giudice avrebbe confermato di essere sotto stress a causa di turni particolarmente pesanti, ma di aver scaricato la tensione in diversi episodi contro i colleghi e non verso gli ospiti inermi. Una vicenda che per il sindaco non deve sminuire la fiducia nei confronti del personale del Cesana Malanotti. Noi abbiamo continuamente rapporti con la direzione, io vado molto spesso all'interno del Cesana a trovare gli ospiti, a trovare i familiari degli ospiti, e noi continueremo in questo rapporto continuativo anche con gli operatori sociosanitari, a cui va la nostra massima fiducia, perché insomma tutto il personale è sempre stato personale di alta qualità e molto disponibile, e continueremo a vigilare e stare un po' attenti se ci sono dei segnali particolari. Il primo nostro obiettivo è salvaguardare il benessere degli ospiti che sono all'interno della nostra struttura, e quindi faremo di tutto perché questo benessere psicofisico degli ospiti sia garantito. Io dico benedette telecamere. So che molti non saranno d'accordo, ma io penso che se riusciamo a conoscere questi fatti gravi un po' dappertutto, come quello che succede, è grazie alle telecamere. Non si riesce a capire quale privacy ci deve essere, visto che stiamo assistendo delle fragilità, e queste fragilità vanno protette anche con le telecamere, perché grazie a queste siamo riusciti a capire che c'era qualcosa che non andava. Allora saluto altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Renato Bilibio, ex infermiere, che dice quello che pensa, che non ha peli sulla lingua e sa di cosa si parla, e saluto anche Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine. Grazie anche a lei, sindaco, anche perché siete voi poi i responsabili della salute dei cittadini. Allora partirei proprio da lei, sindaco. Ecco, com'è possibile che nonostante quello che si è sentito, si è fatto, si è detto, si trovano ancora queste situazioni? Naturalmente ognuno cerca di salvare il salvabile, però la realtà è questo che è successo, quello che abbiamo sentito e visto. Prego, sindaco. Beh, innanzitutto saluto lei, Mirella, la ringrazio per l'invito, saluto il professionista sanitario al quale va il mio, ma credo il massimo rispetto come categoria, perché chiaramente non è per colpa di uno sia tutta la categoria poi che ne debba trarre delle cose negative, no? Non accetto assolutamente quando si parla di stress psicologico, di cose del genere, assolutamente no. Stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di un oggetto o di altro, insomma. Persone, tra l'altro, anziane, persone fragili, persone che non meritano assolutamente nulla, ci mancherebbe. Compito delle istituzioni, questo deve essere e lo sarà sempre, quello di sorvegliare su questi episodi qua. Chiaro, la videosorveglianza, ma non esiste privacy su queste cose qua, ci mancherebbe. La privacy, secondo me, questi gesti superano qualsiasi ostacolo che una legge possa fare. Sentiamo anche cosa ne pensa Renato Bilibio, ex infermiere, uno che sa cosa vuol dire anche stress. Ecco, questo stress che questo uomo dice di aver avuto e che ha creato questo problema. Prego. Allora, quando una persona parla di stress, l'ha parlata contro i colleghi, c'è già un problema. Perché se io sono stressato perché ho scelto un determinato lavoro, però il mio stress lo vado a caricare sui colleghi, quindi caposala e direzione dell'RSA dovrebbero avere le antenne alte, cosa che questa innanzitutto non è avvenuta, ed è grave, perché una persona che scarica sui colleghi il proprio stress crea stress ulteriore, e questo è stato taciuto. Quindi anche qua cominciamo con una prima responsabilità. Poi ci sono tutta una serie di domande a cui io, leggendo l'articolo stamattina, mi sono posto. Io non sono un criminologo, quindi però una serie di domande. Se sono da 6 mesi che sono state piazzate le telecamere, perché nessuno sapeva nulla?
Non ditemi che nei turni di lavoro non si possono sapere, non puoi sentire l'OS che urla, che maltratta, eccetera. Cioè, orecchie e occhi sono per sentire e per vedere. E questo mi fa pesare molto che per me c'è stato un sistema anche omertoso, perché non è possibile che in 6 mesi 15 episodi come vengono descritti sui giornali siano taciuti. È di una gravità inaudita. Io, fino a prova contraria, dico che gli operatori ok, però non potete dire che non avete osservato, non avete sentito. È gravissima sta cosa. Allora Renato, tu parli come ex infermiere, perciò uno che sa di cosa si parla, sì. Ecco, di questo aumento anche di lavoro, di questi orari, perché io dico sempre che un infermiere prima di prendere un caffè bisogna che pensa su, no, 1000 volte, perché è così. Però quello che tu dici e che traspare è che non può essere che nessuno ha visto e nessuno ha sentito, perché non si tratta di una persona, ma si tratta di più persone che operano nel stesso ambito. Esatto. Cioè non è che una persona sia da solo che lavora e gestisce tutto e nessuno vede, nessuno sente. Esatto. Ecco, questa denuncia, sindaco Zanchetta, che fa anche Renato, come mai nessuno ha visto, nessuno ha sentito? Perché non era da solo questa persona, qualcuno doveva pure accorgersi che c'era questo problema. Prego, sindaco. Ma vorrei evitare di pensare che ci sia un'omertà poi da parte degli altri, no? Che sanno ma non parlano, assolutamente. Mi auguro proprio che non sia così. Nel contempo massima ovviamente fiducia alle forze dell'ordine, a chi fa e chi sta analizzando quanto è successo. Ma dico intollerabile, punto. Non perderei neanche altro tempo. Avanti. Bisogna perdere tempo, sindaco, perché non è il primo caso e si ripete a distanza anche di poco tempo. Renato, cosa vuoi dire? No, volevo dire una cosa, come diceva Mirella un attimo fa. Il dipendente non è stato neanche sospeso. Cioè, questa è una gravità inaudita. Seconda cosa, che è la cosa più importante, la denuncia è venuta dai familiari. Allora, gli operatori, gli OS, sono addetti a far cosa? A fare il bagno, a pulire. Se ti accorgi delle ecchimosi, non puoi far finta che non le hai viste. Se si accorgono i familiari, tu che sei l'OS, devi, quando c'è qualcosa, avvisare l'infermiere professionale, il caposala, il medico. Cioè questo è un obbligo. Allora, se non l'hai fatto, sei negligente. Perché quando trovi delle echimosi, che possono essere anche sospette, può essere causa di una malattia, però non lo segnali, allora qui cominciamo a essere che sulla professionalità o su qualcos'altro a me la puzza viene sotto il naso, perché non puoi far finta di niente su queste cose, perché sono stati, e lo ripeto, sono stati i familiari quando hanno visto le echimosi, ma gli operatori sanitari dove stavano? Cosa facevano? Cioè questa domanda è che è importante, perché tutto va bene, mi va bene tutto, però il silenzio assoluto in questo senso e nessuno se ne è accorto e nessuno ha guardato è ancora più grave. L'ultima domanda che faccio, sono italiani gli operatori sanitari? Sanno distinguere cosa e come? Hanno capito se per caso quelle echimosi sono state dovute ai farmaci in primis, anche se non è, e non l'hanno segnalato? Cioè queste domande doveva già darle l'amministrazione e i superiori delle OS. Allora sindaco, io ieri, che abbiamo sentito anche la telefonata di Marina nella seconda parte, sono stata chiamata da questa cittadina che ha trovato questo uomo nel centro storico di Treviso completamente solo, in uno stato pietoso, e non sapeva a chi rivolgersi. Mi ha chiamato, io sono subito accorsa perché fa parte anche del mio dovere, questa è la mia funzione, visto che mi conoscono.
e l'ho portato al pronto soccorso. La prima cosa che ho fatto, ho detto: guarda Marina, qui non c'è niente da fare, da chiamare istituzionale, questo va assolutamente portato al pronto soccorso. Cosa che ho fatto, abbiamo fatto il triage, abbiamo trovato un professionista, un ragazzo giovane preparatissimo, e devo veramente dire veramente complimenti. Lui ha visto subito la situazione, e quello che ci ha detto è molto importante che voi sappiate anche a casa. Allora, voi avete fatto quello che dovevate fare e vi ringrazio. Adesso ce l'abbiamo in carico noi ce lo prendiamo in carico, perciò questa persona verrà visitata quando sarà il momento e poi vedremo il da farsi. Voi potete tornare a casa perché è in buone mani. Ecco, io veramente penso di averlo lasciato in buone mani e sono sicura che abbiamo fatto questo. Il problema è, lei dice: non voglio pensare all'omertà. No, c'è molta omertà, sindaco. Guardi che ce n'è molta, qui è profondo nord. Questa persona, diversamente giovane, dormiva su una panchina sotto la pioggia e il freddo, in un centro storico, a 2 passi anche da Borgo Cavalli, a 2 passi da un supermercato importante, dove veramente su quella strada passano di tutto e di più. È un cittadino che abita di fronte a questa panchina, Marco, che ringrazio e saluto con la moglie, aveva fatto la segnalazione, ma a quanto sembra, a quello che hanno detto, questa segnalazione non è arrivata in tempo per aiutare questa persona, che io, quando l'ho accompagnata al pronto soccorso con Marina, era fradicia, perché aveva dormito tutta la notte fuori, perciò tutte le carte bagnate, tutto. Ma si può, sindaco, si può far vedere sempre che tutto funziona, che non c'è problema. E dopo non è la prima volta che mi capita, mi ha trovato con un'altra donna, una donna che dormiva su una panchina, e quella volta mi ricordo la risposta è stata: no, non avvicinarti, perché non vuole vedere nessuno e non vuole andare da nessuna parte, non vuole essere aiutata. Possibile che sia sempre la Mirella che riesce ad aiutare queste persone? Io non ho fatto fatica ad accompagnare questa povera donna, perché sa cosa mi aveva colpito anni fa, sindaco? Questa panchina piena di cartoni e di cellofa. Ho detto: ma cosa c'è qua? Cosa è sta roba qua? E mi sono fermata, ero in bicicletta e sotto c'era questa creatura diversamente giovane, coperta da questi, e non mi ha assalito, non ha gridato. Ho solo cercato di capire cos'era questa situazione molto imbarazzante per me, perché sai che carattere ho, sindaco, lei mi conosce abbastanza, però poi è stata messa in una struttura. Allora, non riesco a capire quando si vuole passare il cerino e dire: ma non è colpa nostra, è colpa di chi non vuole essere aiutato. Perché secondo me anche quello di ieri è un caso di questi. Cosa dice, sindaco? Ma credo che non ci sia la volontà o comunque parlo per me, ma penso anche per il caso che sia successo a Treviso, tutta la categoria di noi amministratori. Non è che passi il messaggio che per noi è più facile non vedere, ci mancherebbe. Certo, chiaro che ti devi scontrare poi con quello che puoi fare, perché parlo a casa mia, 6.000 abitanti, una assistente sociale, e grazie a Dio che ho la fortuna di averla anche brava. Veramente assieme ai cittadini, e questo è importante, questo è un messaggio che vorrei lanciare e utilizzare la trasmissione su questo tema qua. A tutti i cittadini, se notate qualcosa avvisate, perché credetemi che molte volte le cose noi non le sappiamo se non dalla segnalazione del cittadino. Situazioni di difficoltà nel mio piccolo ne ho anch'io, certo le affronti una ad una, con la consapevolezza che le risorse sono quelle che sono, ma stiamo parlando di persone, di vite umane, quindi... Bravo, sindaco. Ma questo cittadino ha fatto la segnalazione, sindaco? La fate come la segnalazione? Perché è arrivata, che sa che io mi informo prima di parlare, non è che parlo a caso. Però non ha visto il risultato ed era indignato. Ha detto: hanno chiesto a me nome, cognome di mia moglie, di tutto, continuavo a chiedere i miei dati mentre io stavo facendo capire che c'era un'emergenza da risolvere, e avrò perso un quarto d'ora, 20 minuti per dare dati che non servivano a mio avviso, perché la richiesta era di aiuto a questa persona in emergenza, ma che non è arrivato, e lui ha detto che non è arrivato. Allora capisci che delle volte anche il cittadino che vuole fare cittadinanza attiva, di mettersi in gioco, fa fatica poi a credere all'istituzione, che delle volte
volte non arriva, non si muove, è in ritardo, ma non dovevo essere io, sindaco, a portare con Marina questa persona al pronto soccorso. C'era qualcun altro che doveva vedere, intervenire, o sbaglio, sindaco? Cioè una strada che dove passa il mondo, non è una strada dove nessuno vede e nessuno sente, perché da quella strada ci passeranno non so quante volte. È forse l'invisibile non interessa, è forse, ecco, cosiddetto classica barbone, che poi convissuto, che abbiamo sentito, poveretto, perché questa persona con la quale si era accompagnato gli ha portato via, dice lui, la casa. Lui ha fermato le deloghe in un momento anche magari di fragilità, e questa persona si è impadronita della sua casa e lui si è trovato fuori di casa. E naturalmente quando uno è fuori di casa ed è fragile sappiamo benissimo come funziona e come si finisce, se non lo troviamo addirittura morto. Cosa dice il sindaco? Bisognerebbe anche qua essere un po' più umili da chi dovrebbe essere, e cercare invece di capire che alla fine sono persone umane, sono delle creature fragili che hanno bisogno di aiuto, che si può dare anche col mondo del volontariato. Prego. Il mondo del volontariato, Mirella, non è fondamentale, è di più. La rete, i cittadini stessi, come dicevo prima, noi sindaci siamo l'avamposto anche per queste situazioni qua, quindi se c'è qualcosa veramente va benissimo che ci chiamiate, che i cittadini ci chiamino perché c'è la lampadina che non funziona o la buca sulla strada, ci mancherebbe, ma chiamateci anche per segnalare queste situazioni di disagio. Guarda, io sono reduce proprio la scorsa settimana di una situazione segnalataci, una persona in carico ai servizi sociali, segnalataci dal vicino di casa che è un pezzo che non la vede, siamo intervenuti prontamente, però se non mi arrivava questa segnalazione qua, questa persona molto probabilmente se ne stava chiusa in casa, allettata, e io con i servizi passo una volta a settimana, ogni 10 giorni quando riesco, perché poi ripeto, una è e una deve fare, e magari da un passato all'altro chiaramente la situazione precipita, no? Renato? Allora, dimenticavo una cosa prima e poi le aggiungo qualcos'altro su quello che ha detto lei, sindaco, molto interessante. Secondo me anche in questa RSA, come in tante RSA, manca la valutazione psicofisica anche per lo stress. Cioè, come negli ospedali non c'è una valutazione psicofisica, nelle RSA ancora di più, perché abbiamo malati con la demenza senile, con l'Alzheimer, con tutte le varie patologie, che tante volte è vero, diventa stressante, però non c'è una valutazione psicofisica per vedere se quella persona può continuare o deve essere spostata a mansioni a meno stressanti finché non si riprende. Le persone sole, sindaco, gli assistenti sociali, io capisco che possono essere oberate di lavoro, però c'è un altro lavoro da fare. Quando le persone sono anziane e si sa che devono essere registrate e sono sole, un colpo d'occhio ci vorrebbe. Io capisco che gli assistenti sociali possono essere oberate di tantissimi problemi, perché nei comuni, dai piccoli ai grandi, i problemi sono tantissimi. Però un colpo d'occhio non solo sulla segnalazione, ma sulla prevenzione. Purtroppo tante volte c'è carenza di personale, come in tutti i comuni hanno carenza di strutture e di personale, però questa sarebbe una prevenzione nei confronti di chi è solo soprattutto e che potrebbe avere bisogno d'aiuto e non sa dove sbattere la testa. Quindi prevenendo aiutiamo prima che succeda il fatto. E questa signora che è arrivata ieri mattina di 90 anni da sola cercando un aiuto psicologico, non un aiuto economico. Forse non c'era qualcuno che doveva intervenire, ecco, visto che tutti si riempiono la bocca e c'è chi di dovere dovrebbe anche farlo, invece di riempirsi la bocca dovrebbe agire, ecco, perché sennò non ne andiamo fuori. Sindaco, non le sembra strano che questa creatura, ecco, venga a chiedere aiuto qui a Media Nord-Est? Sì, mi sembra strano, ma nel contempo anche è da ammirare una persona così, perché prende la sua dignità e chiede aiuto. Molte volte un altro tema importante è la dignità delle persone. Ci sono delle persone che si vergognano a farsi vedere e a dire che vivono in una situazione di disagio.
anche questo non è facile andare a trovarli. Ma non sono mica così d'accordo, sa Sindaco. Lei lo sa perché lei viene in provincia, anzi ringrazio, lo dico pubblicamente, il Presidente Marcon, perché ho chiesto che si possa entrare con le macchine a prendere il pellet, perché sennò come facciamo? E la borsa della spesa pesante. Mi hanno concesso questo i 2 martedì, poi vedremo, ne parleremo anche con Zanchetta, perché penso che sia una cosa che dovrà andare anche più a lungo, non solo fermarsi i 2 martedì, visto che l'inverno sarà lungo e crudele, perché gennaio e febbraio sono anche i peggiori mesi, anche perché non c'è sporco, non c'è confusione, lo potete notare. Però io non vedo questa politica vicina a queste fragilità, Sindaco. Io non ho ricevuto, e lo dico pubblicamente, ma non per il panettone, chi se ne frega, li ho comprati grazie a questa grande famiglia, ma non è arrivato un panettone da nessuno, neppure dalla provincia fino adesso, lo so, e forse lo porterà all'ultimo dell'anno magari, ma può anche tenersi, ormai non è quello il problema. Il problema è che non c'è questa sensibilità, Sindaco. Io non devo essere fortunata ad avere Diego Zanchetta, ad avere Renato, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, e penso che l'aiuto, visto le associazioni di volontariato che abbiamo, visto questo mondo meraviglioso che abbiamo tutto il diritto di essere aiutati. Non devo essere fortunata. Nella Costituzione è scritto cosa si deve fare, ma rimane nella Costituzione. La legge prevede questo, gli aiuti, i servizi, ma non vengono fatti perché non ci sono le persone, siamo carenti. Ecco, Sindaco, non sarebbe ora veramente di agire? Ma cioè la persona può essere, anch'io, simpatica o antipatica, chi se ne frega. Tu devi guardare l'obiettivo, però, quello che si sta facendo, quello che si sta cercando di aiutare. Non può essere che io devo umilmente chiedere la possibilità di dare in un ente pubblico il permesso di entrare con le macchine il martedì e il mercoledì per dare aiuto alle persone. Non penso ci sia questo problema, ma qualcuno l'ha fatto diventare un problema ed è giusto parlarne. Qualcuno l'ha diventato, ma è un problema della giunta, c'è una giunta a livello provinciale. Non può essere che un dipendente decida il futuro dell'Emporio Solidale e chi deve entrare e come, anche perché ho i video girati che ci sono macchine di tutti i tipi anche senza permesso. Capisce che si fa fatica quando gestisci le fragilità? Prego, Sindaco Zanchetta. Sì, beh, non è facile, no Mirella, ci mancherebbe. Appena è arrivata la richiesta, chiaramente con il Presidente Marcon si è attivato concedendo questi 2 martedì qua, ma le garantisco io che andremo avanti ancora. Ci mancherebbe. La provincia non è la provincia di Zanchetta, di Marcon o la provincia è di tutti i cittadini, quindi se all'interno c'è un servizio importantissimo, fondamentale come il Banco Solidale, viva Dio, gli utenti non possono sicuramente, tra l'altro prevalentemente anche anziani, ma non solo, ma non possono fare 1 chilometro col sacchetto di pellet in mano, ci mancherebbe. Però è stato detto così alla portineria, no, visto che glielo dico anche, e soprattutto l'umiliazione, ha capito? Sa che hanno fatto, proprio hanno mandato indietro diverse persone anche di colore, delle mamme buonissime, non le hanno fatte entrare neanche col permesso. Capisce che c'è il capo, il cappetto, bisogna parlarne, perché stiamo parlando di fragilità, Sindaco Zanchetta. Stiamo parlando di fragilità 2 volte alla settimana, ma stiamo scherzando? Questi nodi devono venire fuori, perché poi ci ritroviamo queste persone come ieri, che poi devo portarli io al pronto soccorso, perché tutti si girano dall'altra parte nonostante la segnalazione, perché sa, aiutare il povero, l'invisibile dà fastidio, impegna, non ho mica tempo io per queste cose. Lei è una persona per bene, Sindaco, se no non l'avrei invitata, ed è la questione di sensibilità. Bisogna avere tutta la sensibilità, perché un ente pubblico è l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico e non abbiamo mai chiesto niente se non la possibilità di avere questo stabile che me l'ha dato ancora Muraro, perciò è dal 2010 che siamo là. Pensate voi, all'improvviso si creano problemi. No, si crea problemi perché c'è il fragile è il problema, Sindaco, non è la Mirella, è quello che fa la Mirella all'interno della provincia che dà fastidio. Renato Bilibio, ma il fragile dà così fastidio? Ecco, come funziona anche all'interno delle strutture importanti, gli ospedali, le RSA, perché vogliamo sentire anche questa voce importante. Gli invisibili non hanno voce. Cioè,
chiaro e limpido. L'invisibile, tante volte l'aiuto all'invisibile, io non sto parlando né di colore della pelle né di età, addirittura ragazzi che sono invisibili, se li aiutassimo delle volte gli dessimo l'opportunità, magari hanno sbagliato nella vita, hanno fatto, gli dai un'attività lavorativa, li accompagni, questi si reinseriscono. Invece gli invisibili sono lasciati. Vediamo i barboni nelle stazioni, ragazzi, sarà mica una cosa simpatica vedere barboni che si aggirano nelle stazioni di sera, eccetera. Eppure ci sono. E non sono solo barboni però, Renato, non sono solo barboni, sono anche dei giovani che hanno perso anche una via sbagliata e bisognerebbe veramente impiegarli in qualche altre cose. Però anche il sindaco fa fatica perché non può assumere queste persone a lavorare perché la legge glielo vieta. Questa è la verità, o sbaglio, sindaco Zanchetta? Siamo l'Italia delle complicazioni, non delle risoluzioni. È caduto il sindaco, eccolo qua. Perché anche lei, se volesse impiegare queste persone, ha grosse difficoltà a farlo. Prego. Noi ne abbiamo in carico un paio, grazie ad un bando che abbiamo fatto per il volontariato, sostanzialmente lo fanno su base volontaria, non nascondo che continueremo su questa strada qua, ci mancherebbe, un'opportunità va data a tutti. Sicuramente l'invisibile non dà fastidio, come dicevate prima voi, o comunque come era stato detto. No, non è una questione di fastidio. Per me che sia una voce silenziosa sicuramente sì, vogliamo metterla non porta voti, sicuramente sì, ma credo che nessun sindaco ragioni in questi termini qua di fronte ad un invisibile. Penso proprio che a chiunque, compresi i sindaci, sia bello vedere un paese tenuto bene, curato, e di conseguenza con queste persone che siano aiutate. Il problema è che tantissime volte ti trovi nella difficoltà economica, normativa anche, per poterli dare. Vi garantisco io che all'interno della conferenza dei sindaci il tema della fragilità è un tema che viene discusso cioè non c'è occasione di cui non si parli di questo. Chiaramente le risorse sono quelle che sono, ma fermo sindaco, allora le faccio una proposta io. Allora, noi siamo 7.500 associazioni di volontariato e poi, come questa persona che è venuta ieri, ma come altre, non riusciamo ad arrivare ad aiutarli perché dai servizi sociali non possono darci le generalità per la privacy. Perciò io quando mi rivolgo al servizio sociale e dico vorrei aiutare delle persone, mi dicono non possiamo dare nome e cognome, perciò ti mettono davanti la privacy e là ti seguono. Non sarebbe ora invece di unire il mondo del volontariato, sapere, come l'ho detto anche all'inizio di questa mattina, sindaco, chi fa chi e chi fa cosa, in maniera da vedere chi è adatto ad aiutare in qualche modo le persone? Ma è possibile che i medici di famiglia, e l'ho proposto io e penso abbiano scritto anche in Regione, non abbiano un elenco delle associazioni di volontariato per aiutare i loro pazienti quando vengono dimessi dagli ospedali, se sono soli? L'hanno detto qua, sindaco. Magari, Mirella, ha ragione, sarebbe una cosa bellissima. Non è che invece di parlare, di fare tavoli che non servono a niente, sindaco, perché ne ho le scatole piene, sono solo slogan, dobbiamo agire tutti assieme e vedere come aiutare queste fragilità che le possiamo aiutare, perché non sempre hanno bisogno di aiuto economico, delle volte hanno bisogno anche di altro e noi possiamo farlo. Ci sono volontari che hanno pulmini, hanno di tutto e di più, fermi là, perché dove vado, cosa faccio? Capisce che forse bisogna unire di più il mondo del volontariato con voi sindaci. Avete gli eserciti che sono i vostri cittadini che vi hanno eletto e da voi vengono quando hanno bisogno. Non riusciamo a unirci, sindaco. Dividi e t'impera nel mondo del volontariato. Non può continuare così. Prego, sindaco. Nel nostro piccolo, proprio col presidente Marcon, e l'ho iniziata io lo scorso anno, anzi quest'anno, solare, ma la scorsa amministrazione, un tavolo permanente con il volontariato. Stiamo cercando di ricreare la consulta del volontariato a livello provinciale, che esisteva ma poi negli anni si è persa. È difficile, sì, sicuramente è difficile perché ci sono tante teste, tanti pensieri, tanti modi di operare, ma se mettiamo davanti a tutto il bene, a fattor comune, il bene comune, ho la sensazione che si possano superare tanti ostacoli.
Sul fatto della sinergia, al netto di sta benedetta privacy che ci massacra su tutte le cose, per esempio nel mio comune è normalissimo che una volta, se non ricordo male ogni 2 settimane, l'assistente sociale con i medici di base si trovano attorno a un tavolo e discutono delle problematiche, e là mi viene da pensare che a porte chiuse qualcosa sulla privacy non vada neanche tanto fuori, insomma. Ecco, grazie Sindaco, anche perché il consigliere ha detto ai sociali, io lo devo ancora vedere una volta, penso che magari 2 minuti poteva anche andare a vedere, visto che è stata data a lui la delega di vedere cos'è questo banco solidale e magari, ecco, sollevarci da tanti problemi che qualcuno, non di sicuro il Presidente Marcon, ci sta mettendo i paletti perché funziona così e non è possibile, perché si parla di dipendenti. Le rassicuro che con Giorgio Bredariol, che è il volontariato, magari martedì che sono là, se vi fate gli auguri a fare un giretto non sarebbe male, mi farebbe molto piacere. Ma poi io qualcosa di salute, volevamo venire là assieme, adesso non lo dico perché siamo davanti allo schermo. Grande Sindaco Zanchetta, grande! Renato, prego, che siamo velocissimi. Sì, allora, una cosa che mi sovviene improvvisamente, 7.500 che fanno volontariato. Dalla parte mi viene a dire, ma lo Stato ha delegato alle persone e al volontariato come legge, perché è una cosa veramente, cioè grazie al volontariato queste cose vanno avanti, per lo Stato questi sono gli inesistenti, cioè parlo da Roma, perché questi sono gli inesistenti. Fortuna che c'è il volontariato, perché se no saremo, posso dirlo, nella fogna saremo, per assistere gli altri. Ringraziamo solo le persone che danno il tempo e gli mettono i bastoni tra le ruote. Chiudo con l'ultima cosa velocissima. Dopo il Covid hanno fatto il bonus psicologico per i ragazzi. Perché siamo in chiusura. Per i ragazzi. Per accedere a questo bonus bisogna andare da un psichiatra tra poco per fare le domande, perché è difficilissimo. In Italia fare le cose è solo difficile, renderle facili mai. Sindaco, che auguri di Natale vuole fare questa mattina alle tante persone che la stanno ascoltando? Beh, l'augurio scontato di pace e di serenità, che il 2025 sia migliore del 2024, ma soprattutto vorrei utilizzare lo schermo per un abbraccio virtuale. Io sono una delle cose più belle da sindaco, quelle che mi succedono nei giorni precedenti di Natale, quando consegniamo il panettone a tutti i nostri nonni del paese. È vero. È una cosa emozionante, bellissima, è una cosa che ti riempie e ti paga anche, ti ripaga di tante cose che magari non riesci a fare, ecco. Grazie a Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine, delegato anche provinciale, perciò fa parte di una cosa molto importante che è la provincia di Treviso. Renato, velocissimo, un saluto di buon Natale. A tutti quanti, al sindaco, grazie per l'intervento, è stato molto produttivo e diciamo grande argomento che spero faccia discutere per mettere queste benedette telecamere una volta per non solo nelle RSA ma anche negli asili e nelle scuole. Grazie. Adesso andiamo a sentire questo concerto meraviglioso dei solisti veneti. Oh, bellissimo.